premessa, io naturalmente faccio giornalista, quindi non mi occupo direttamente di comunicazione politica e a Menduri magari mi redarguirà per quello che sto per dire su certe cose, ma del resto era una cosa immaginata anche un po' come uno scontro tra virgolette, per cui insomma probabilmente alla fine della giornata scopriremo che le nostre posizioni non sono così diverse. E il titolo a cui ho voluto dare appunto è la presentazione di cui sto per parlare. Sì, prego. No, siccome non sono abituato a fare il presentatore delle cose, mi sono dimenticato una cosa. L'hashtag, l'ho già detto stamattina, per Twitter è CTR, Como Torino Roma. Per cui, per quanto riguarda il loro Twitter handle, lui è Fabio Chiusi e lui è Tituni, T-O-O-N-I. Sì, dicevo, il sottotitolo che ho voluto dargli è insomma un po' provocatorio, dicendo appunto io vorrei parlare, stando dalla parte del giornalista, visto che è il lavoro che faccio, e visto che il comunicatore politico molto spesso, diciamo, come vedremo, ci rende la vita più complicata. Io vorrei cominciare chiedendomi se ha ancora senso nel contesto comunicativo in cui siamo immersi, si sente, no? Sì. La distinzione tra comunicatore politico e giornalista, se siamo veramente in due luoghi. Non si sente bene? Così? Meglio? Meglio, grazie, scusate, ho capito. E appunto chiedersi se la distinzione abbia ancora senso. E la prima cosa da cui volevo cominciare è una citazione da un libro di Marco da Milano recente, La Repubblica dei Servi, che è un titolo che non mi piace particolarmente, ma è scritto molto bene, io stimo molto Marco da Milano, credo abbia colto il punto. E questa citazione secondo me è decisiva per capire perché la distinzione, secondo me, tra comunicatore politico e giornalista oggi non è così netta. Da Milano dice c'è stata la Repubblica dei partiti che aveva come religione la rappresentanza, poi è arrivata la Repubblica del Cavaliere fondata sulla rappresentazione, quindi diciamo più su quella televisiva più che altro, quella che sta nascendo è la Repubblica dell'autorappresentazione, una selfie repubblica con un'unica bandiera, l'Ino. Questo significa fondamentalmente che l'immagine del selfie, che è molto efficace giornalisticamente, sta a dire che siamo immersi in quello che, appunto questa è la domanda su cui vorremmo ragionare, cioè sicuro che un comunicatore politico e un giornalista siano soggetti così distinti nella nostra era che io chiamo iperconnessa, e naturalmente quello di cui parlerò è principalmente l'ambiente internetiano, che è l'ambiente dove mi muovo io, per cui non tenderei a non esordare dalle mie competenze, diciamo, ulteriormente. Quello che dice da Milano di fatto è quello che dice da un sacco di tempo Manuel Castells per quanto riguarda internet, no? Cioè se davvero la nostra è un'era dell'autorepresentazione, è anche l'era dell'autocomunicazione di massa, cioè l'era in cui chiunque di noi fondamentalmente può diventare un giornale, in qualche misura. Io stesso ho cominciato con un blog che aveva alcuna pretesa, fino a quando non mi è arrivata una telefonata di quello che è ancora il mio capo all'Espresso, Alessandro Giglioli, mi ha chiamato e mi fa: vuoi farci un pezzo di 3 pagine per il settimanale? Questo è un po' come funziona, cioè come a dire che effettivamente se qualcuno ha qualcosa da dire, i mezzi non mancano, e soprattutto ciò significa anche che sia il giornalista che il comunicatore politico, diciamo, autocomunicano sempre di più. Il comunicatore politico magari lo fa per il suo cliente, il giornalista lo fa però per se stesso, soprattutto un freelance, comunica quello che pensa, comunica quello che scrive, e più di ogni affiliazione, diciamo, a una redazione e ai giornali per cui scrive, tende a usare i suoi canali di comunicazione su internet per comunicare quello che fa lui, per comunicare, diciamo, per diventare una sorta di brand di se stesso, no? C'è anche la figura brand journalism, quindi dove effettivamente il giornalista sopravvive in questo ambiente che, come sapete tutti, è abbastanza difficile per la nostra professione, tende a sopravvivere se è bravo a diventare una sorta di brand vivente, no? Cioè comincia a occuparsi di certe cose, comincia a sviluppare delle competenze magari di nicchia o magari particolarmente specifiche, e diventa come una sorta di azienda di fornitura di servizi che fornisce dei servizi che prima non c'erano, che gli altri forniscono peggio, no? Tutto questo naturalmente sono tutti quelli che sto elencando, sono tutti aspetti di similarità, diciamo, tra le due professioni, secondo me. Anche un altro aspetto di similarità è che entrambi, sia il comunicatore politico che il giornalista, cercano sempre di più di raggiungere più lettori possibili. Ho scritto elettori perché effettivamente sono sia gli elettori che i lettori, ma il concetto non cambia molto. Tutta la rincorsa che internet ha portato, diciamo, ai click non è molto diversa dalla corsa ai like, alla corsa al consenso istantaneo che cercano di avere molto spesso i comunicatori, no? Soprattutto quello che ci accomuna è che usiamo molto spesso gli stessi strumenti, penso ai social network, no? Che sono diventando una parte sempre più importante della readership, del parco di lettori, diciamo, dei giornali,
e tant'è vero che Facebook, Google cominciano a entrare pesantemente nel lavoro giornalistico, no? Dando grant di finanziamenti per l'innovazione, cominciando a sostituirsi direttamente nel caso di Instant Articles, che è un'iniziativa di cui probabilmente avete sentito parlare, che è un'iniziativa di Facebook per portare gli articoli direttamente su Facebook e quindi minimizzare ancora i tempi di caricamento da mobile, per esempio. C'è un guadagno di 8 secondi che diciamo non è per niente banale, quando soprattutto i dati mostrano che i lettori leggono sempre di più dal cellulare, no? E che ha anche tra l'altro gli stessi strumenti che comportano lo stesso ambiente comunicativo e che molto spesso comportano le stesse dinamiche. Tutto sommato un post su Twitter che funziona ha le stesse caratteristiche che sia fatto da un politico o che sia fatto da un giornalista o che sia fatto da un cittadino comune. Naturalmente poi per il politico è chiaro che se si tratta di un tweet di Matteo Renzi è una notizia in sé, naturalmente molto spesso anche troppo, però diciamo che magari per politici che hanno meno visibilità o meno importanza istituzionale, capire come funzionano questi strumenti è decisivo per riuscire a raggiungere gli elettori. Allo stesso modo è decisivo per un giornale capire come comunicare su Twitter o su Facebook, per esempio, come condividere una notizia. C'è un abisso tra condividere semplicemente un link e invece uno mettersi una foto, mettersi un estratto, mettersi una citazione, e questo lo sappiamo, lo sa meglio di me chi studia le metriche di questo settore, che non è esattamente il mio campo. Altra cosa, entrambi, sia il comunicatore politico che il giornalista, che siano volenti o nolenti, molto spesso sono nolenti, si trovano a gestire una community, si trovano a gestire un insieme di persone che fa parte integrante ormai del loro lavoro, no? Per il comunicatore naturalmente penso sia il pane quotidiano, nel senso che si possono vedere in tempo reale le reazioni ai contenuti che vengono comunicati. Per un giornalista è altrettanto importante, al punto che per me, almeno insomma, un articolo comincia quando viene pubblicato, di fatto si può dire, no? Un po' con un'iperbola se volete, però è un po' così. Cioè, una volta che l'articolo è pubblicato non si passa oltre, non è finito, non è morto, non è inerte come lo era sulla carta, anzi cominciano ad arrivare suggerimenti, cominciano ad arrivare critiche anche forti, se è il caso, ed è giusto così. Io sono un grande sostenitore delle critiche di ogni tipo, e in ogni caso significa anche sviluppare quindi un insieme di modalità per gestire questo mondo che è molto mammatico, è molto criticato. Tra l'altro avete molto sentito parlare probabilmente dell'odio su internet, no? Di queste cose, in cui io sono molto scettico peraltro. Secondo me invece ci può essere l'ascolto di queste cose, può essere non soltanto un punto di forza per il giornalista in particolare. Altra cosa è che entrambi, sia il comunicatore che il giornalista, hanno dovuto scendere dal piedistallo, cioè hanno dovuto scendere dall'idea per cui ci siano loro che comunicano e le persone che ascoltano. Queste persone che ascoltano oggi, appunto proprio per i meccanismi di cui dicevamo prima, incominciano a essere alla pari di questi soggetti, quindi incominciano a comportarsi di conseguenza e quindi incominciano a rispondere io ho scritto per l'editorialista di Repubblica, in cui scrivo più spesso ultimamente, o al Presidente del Consiglio, e cominciano a rispondere a questi soggetti come risponderebbero a qualunque amico su Facebook, no? Compresi le parolacce, gli insulti, compreso tutto quello che potete vedere. Anche questo è un segno dei tempi, no? Naturalmente, è un segnale di quella che viene chiamata disintermediazione, vera o falsa che sia. Da questo punto di vista secondo me è vera, è molto meno vera quando si tratta di creare meccanismi di partecipazione concreta dal basso, o meccanismi di ascolto dal basso davvero della politica. Questo è stato oggetto di una mia ricerca in un libro che ho scritto l'anno scorso, però invece secondo me da questo punto di vista è assolutamente vero. Basta vedere qualunque tweet di Renzi, di Salvini, di Grillo, basta andare a scorrere i commenti, basta andare a vedere le repliche dei lettori. I lettori non si fanno assolutamente nessun tipo di timore reverenziale e non si capisce bene perché dovrebbero farselo, peraltro, visto che l'ambiente consente di fare questo tipo di operazioni. Il problema poi, naturalmente, si può notare tra parentesi, è che ogni tanto editorialista e politico sono le prime categorie a comportarsi come l'ultimo degli avvinantati da bar e rispondere magari in circostanze in cui avrebbero fatto meglio a tacere. Lo sappiamo tutti quante carriere sono state distrutte e quante probabilmente dovrebbero essere distrutte da quello che si legge su internet, invece noi non lo sono. Qui la domanda diventa questa fondamentalmente, cioè se vale tutto questo, valgono tutte queste similitudini, significa forse allora che sia il giornalista di fatto, più che usare la comunicazione e anche il comunicatore per dare informazioni, per dare senso all'ordine di informazione, al flusso di informazione che veramente
come sapete è il grosso problema, no? Il problema del filtro, cioè come filtrare in maniera sensata tutte le informazioni che ci arrivano via internet continuamente. Il problema è che comincia a chiedersi se non stiamo usando invece della comunicazione per questi figli, stiamo usando l'autocomunicazione per i nostri figli. Cioè se non stiamo effettivamente usando entrambi, sia il comunicatore politico che il giornalista, questo ambiente comunicativo per fare propaganda a noi stessi o per il nostro cliente naturalmente. E questo è un aspetto che ha delle conseguenze problematiche, cioè l'ipotesi è che invece di usare la comunicazione per controllare la politica, e qui passo dal lato del giornalista, noi giornalisti ci facciamo usare dall'autocomunicazione per diventare come la politica. Questo è un punto abbastanza critico secondo me, e cioè che ha un corollario ancora più critico, che significa che invece di contrastare la propaganda politica, che secondo me dovrebbe essere il primo compito di un giornalista politico in particolare, finiamo per accettare le premesse, i modi e le forme, anche nel criticarla. Molto banalmente, quando esce un Filippo Sensi, un comunicatore di professione, diciamo un comunicatore di Matteo Renzi, che se ne esce con la stag, cose di lavoro, e dei giornalisti cominciano a twittare cose loro, scrivendo cose di lavoro, vuol dire che stanno assumendo una forma mentis che è quella del propagandista del Presidente del Consiglio, e che potrebbe non essere una buona cosa quando si deve accreditare come critici di questa persona, perché semplicemente si stanno accettando le regole del gioco imposte da soggetti che hanno tutto l'interesse a portare l'acqua al loro mulino e non certo a quello della verità, diciamo, comunque del giornalismo. Quindi questo è un problema su cui naturalmente non ho una risposta, ma su cui vi consiglio di riflettere, se volete possiamo parlarne se avete qualche cosa da dire. La conclusione di questo ragionamento è che è ancora più caustica secondo me, ed è oggi è difficile dire se stare con il cattivo giornalista o con il buon comunicatore politico. Però la cosa certa secondo me è che il primo dettaglia i tempi in modo al secondo. Non è il giornalista a costringere il propagandista a inseguire, come troppo spesso è il comunicatore politico che fa le regole del gioco, che dice la parola chiave, no? Che mette in bocca la parola Ruspa a Salvini, che mette in bocca la parola, che ne so, Buffi a Renzi, o che mette in bocca la parola morte a Grillo, anche se Grillo penso che ce l'avesse in bocca da un pezzo, da solo. Però in ogni caso poi noi quando cominciamo a criticare per esempio il Movimento 5 Stelle su internet, tante volte lo abbiamo fatto usando la loro grammatica sgrammaticata, che è diventata un po' il segno di riconoscimento di quando ci vuole deridere il grillino di turno su internet. Beh, questo è un modo anche di nuovo per cadere in una forma di delegittimazione della critica che si sta facendo, no? Soprattutto perché un giornalista di Repubblica, un giornalista del Corriere della Sera resta un giornalista del Corriere della Sera di Repubblica anche quando fa questo tipo di scherzi, e questi tipi di scherzi tante volte possono rivelare delle convinzioni più profonde che vanno magari a minare quello che va a scrivere sul giornale il giorno dopo. Quello che a me piacerebbe vedere invece è uno scatto d'orgoglio del giornalismo, cioè mi piacerebbe vedere il giornalismo che reclama il primato sulla comunicazione politica, cioè che se ne sbatte fondamentalmente delle parole chiave, se ne sbatte delle forme retoriche, propagandistiche che vengono usate su internet, che sono peraltro sembrano su internet molto più innocue per qualche ragione rispetto a quelle televisive, no? Forse perché internet è un mezzo più giovane, forse perché noi siamo meno abituati a conoscere questo ambiente, e mi piacerebbe che appunto, fatto questo scatto d'orgoglio, il giornalismo sia in grado di mantenere le promesse fatte con quello scatto e quindi praticare del buon giornalismo in modo credibile e costante. Tutto sommato non è niente di strano, però è qualcosa che penso vada detto. Se c'è una cosa buona però che i social network fanno da questo punto di vista, secondo me, è che sono a essere un fenomenale strumento di svelamento, cioè consentono delle vere e proprie epifanie. Cioè noi per 20 anni abbiamo letto giornalisti e colleghi che sembravano essere delle persone, e poi è come se avessimo conosciuto lo scrittore che sta dietro al romanzo, no? Grazie al social network possiamo vedere lo scrittore come ragiona, minuto per minuto, possiamo vedere come reagisce in tempo reale alle notizie, possiamo vedere quali notizie seleziona, anche inseguire i temi dettati dalla comunicazione politica è un modo per farsi dettare l'agenda giornalistica dalla comunicazione politica, no? E di nuovo questa è una cosa che diventa molto più facile quando le polemiche sono istantanee, per esempio su Twitter, no? Quando si insegue la polemica del momento. La cosa fondamentale però è che oggi finalmente abbiamo questo strumento magnifico di trasparenza che è internet, che sono i social network, Twitter in particolare secondo me, che ci fanno vedere veramente che cosa pensano queste persone, e questo, o almeno se queste persone invece di essere ingenue, come sono in molti casi, magari sono più sofisticate comunicativamente,
possiamo osservare almeno il loro tentativo, come dicevo prima, di autocomunicarsi, cioè come cercano di costruire la propria reputazione, come cercano di costruire le proprie idee, il proprio posizionamento politico, no? Il proprio posizionamento all'interno del giornale anche, per esempio. Quindi tutte queste cose sono cose che vi dico perché naturalmente, magari voi lo sapete, però ci sono moltissimi colleghi che ancora usano questi strumenti credendo che Facebook e Twitter siano una sorta di vacanza permanente, no? da quello che sono quando invece scrivono. Invece in realtà quella loro vacanza è esattamente quella che ci permette, magari come al formigone di turno, di capire in realtà di che frequentazione stiamo parlando, no? Di che idee si sta parlando, di che tipo di rapporti si trattengono con certi soggetti, e tutte queste cose sono sempre più notate dai lettori, che ci fanno molta attenzione. Quindi una parte, diciamo, secondo me, del motivo per cui su internet molti giornalisti si trovano in difficoltà è perché si trovano di fronte a una forma di controllo diffuso su questioni che loro magari non pensavano fossero oggetto di controllo, cioè banalmente loro opinioni personali su molte cose, che invece oggi sono diventate parte integrante della propria reputazione professionale anche. E in un'era in cui, chi fa il freelance lo sapete, la reputazione fondamentalmente è tutto, è l'unica cosa che abbiamo. E perdere la reputazione perché ti scappa un tweet, perché ti scappa un post su Facebook in un momento sbagliato, magari perché non hai la giornata giusta, sarebbe veramente un peccato, perché costruire una reputazione, come sapete, ci vuole moltissimo tempo. Per distruggerla basta veramente 140 caratteri, basta anche meno. Tutto sommato, dicevamo, questo modo di comunicare ci mostra anche i frame comunicativi, anche i modi in cui i politici, oltre che i giornalisti, si autocomunicano, e non sempre un belvedere, come vi stavo dicendo. Un caso eclatante è il caso del vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, che passa la giornata a insultare il prossimo su Twitter dicendo che questo ha pochi follower, no? E quest'altro invece è una cicciona, deve mangiare di meno, curati, cose di questo tipo. Ci sono anche però persone molto più sospettabili, come vedete, non sempre un belvedere l'autocomunicazione politica. Questo è un tweet che aveva fatto Matteo Renzi, probabilmente in una sera fidanzata, perché erano le 23:21, il tweet è sparito alla velocità della luce, però come vedete non abbastanza veloce da non essere qui con noi anche oggi, per esempio. E questa è un'altra cosa che dovrebbe insegnarci questo ambiente, fondamentalmente. Fate molta attenzione, perché internet ha memoria, ha molta memoria, e questo tweet non è mai stato più, giustificato dal punto di vista comunicativo, la rimozione, non ce n'è mai. Si è cercato di stendere un velo pietoso su questa cosa, naturalmente. Questo è un account ufficiale del Presidente del Consiglio di una delle principali potenze del G8, e come potete vedere questo è il risultato del farsi prendere la mano nell'autocomunicazione. Questo risale comunque al momento in cui c'era più fitto, diciamo, attacco comunicativo, giornalistico, comunicativo, propagandistico nei confronti di Matteo Renzi, attacco nel senso contro i critici di Matteo Renzi, vorrei dire. Era l'epoca della retorica della velocità, no? Lo sapete, del presidente smart, selfie, veloce, che stringe le mani, che va con i bambini, no? Che manda alla bosca a salutare i bambini congolesi. Tutte queste cose che sono fatte di questa enorme costruzione narrativa propagandistica, di storytelling, diciamo, se vogliamo buttarla su questi termini, in cui però si sta un attimo a farsi prendere la mano. Dopo tutte queste similitudini, diciamo, tra le due professioni, secondo me qualcosa resta di diverso, e quello che resta di diverso è un imperativo che, vorrei dire, morale, una parola che probabilmente è fuori tempo massimo ed è sicuramente fuori moda, ma il giornalista ha il dovere morale di organizzare la propaganda. Il propagandista, naturalmente, no. Questa è, secondo me, una definizione molto minimale, ma noi non veniamo pagati per fare propaganda, in teoria. Ci sono persone che invece vengono pagate per fare propaganda, che non è necessariamente un termine che tra l'altro storicamente non ha assunto da subito una valenza negativa, anzi ci sono libri degli anni 20 molto belli che quando diciamo, la propaganda di massa è nata la definivano bene, perché appunto servivano a comunicare in maniera semplice e a riassumere contenuti sempre più complessi di una politica sempre più visibile, no? Sempre più comunicata, tra l'altro. E servivano per fare dei riassunti, per comunicare appunto alle persone che cosa doveva rimanere di tutto questo. La propaganda ha assunto una valenza negativa nella misura in cui si è capito che queste persone molto spesso usavano queste dinamiche di comunicazione contro, non diciamo, forse non soltanto, diciamo, la verità è una parola un po' grossa, però anche in certi casi i fatti, la realtà, no?
E questo è una cosa che si può fare perché naturalmente non c'è nessun codice etico o morale del propagandista che dice per fare, anche se smetti di fare l'interesse del tuo cliente se la cosa comincia a andare troppo contro la realtà, se comincia ad andare troppo contro i fatti. Io questa cosa non l'ho ancora mai trovata e dubito che la troveremo in futuro. Quindi la prima cosa che mi sentirei di dire qui, insomma, è che esortare anche i colleghi è di non comprare a scatola chiusa l'agenda, la retorica, la grammatica, l'immaginario, l'estetica e l'ideologia complessiva. Io sono un grande sostenitore del fatto che siamo in un'epoca profondamente ideologica, altro che fosse ideologia. L'ideologia complessiva che i politici vogliono comunicare attraverso le forme di propaganda moderne, soprattutto su internet, sono molto precise e sono molto curve. Se un giornalista accetta queste premesse è molto difficile poi riuscire a criticarle. Allo stesso modo, queste premesse sono sempre più, come dicevo prima, incastrate in forme comunicative che appaiono come innocue, perché sono le forme comunicative che usiamo tutti i giorni, che usiamo gratuitamente tutti i giorni, peraltro, su servizi che sempre più ci identificano, no? Quanti follower hai su Twitter, quanti amici hai su Facebook, no? E cose di questo tipo, ma non soltanto quali, quanto tempo ci stai, no? Quindi una cosa molto semplice come un meme, cioè un'immagine rifatta per rileggere in chiave ironica un concetto, diciamo, o un hashtag, cioè un cancelletto, un argomento su Twitter studiato ad arte, le campagne che sembrano virali non dal basso, ma in realtà non lo sono perché sono orchestrate da pochi influencer che si trovano nelle war room, no? Che decidono a tavolino chi deve lanciare cosa, in che minuto, per far sembrare che la cosa non sia... Ecco, tutte queste cose qui fanno parte di un'ideologia complessiva che è bene ricordarci quando cerchiamo di smontare e decostruire, diciamo, questi costrutti propagandistici. Sarebbe bene partire dal fondamento, cioè criticare le premesse, non criticare le conclusioni che vengono da quelle premesse che noi accettiamo, altrimenti le nostre critiche saranno più deboli fondamentalmente. È un esempio molto concreto a chiedersi perché, per esempio, tanti colleghi abbiano comprato a scatola chiusa la retorica che poi si è rivelata fallimentare, perché prima o poi, come vedremo, la realtà fortunatamente rientra ancora dalla finestra, anche se la si sbatte fuori dalla porta, perché abbiamo comprato a scatola chiusa quella retorica della velocità degli svolti del governo Renzi, no? Per esempio, era chiaro che ci fossero dei passaggi istituzionali, era chiaro che ci fossero dei dibattiti parlamentari da fare, era chiaro che ci fossero dei tempi tecnici, soprattutto quando si tratta di riforme costituzionali, di riforme dell'intera architettura dello Stato, come si sta appunto facendo in questi mesi. Ma naturalmente tutta la retorica del cronoprogramma, delle scadenze, no? Del passo dopo passo, qualcuno si ricorda il sito passo dopo passo di Renzi, cioè questi momenti di delirio comunicativo che ha avuto Renzi sono stati possibili perché i giornali fondamentalmente l'hanno comprato in maniera critica. E di nuovo è un esempio di quello che vi dicevo prima, cioè hanno comprato l'idea che lui fosse uno che comunica su Twitter perché è rapido e veloce, che chi se ne frega se poi in realtà escono le slide invece che i testi di legge dopo i consigli dei ministri, no? Chi se ne frega se poi richiami i ministeri non hanno niente in mano, non sanno neanche di cosa si sta parlando, sui giornali la norma è già stata approvata per qualche ragione, no? E tutto questo naturalmente è molto problematico, perché andare a combattere poi questa retorica significa infilarsi immediatamente in una serie di scontri politici, ma anche giornalistici, no? Ci dice, ma perché tu dici che lui è lento, no? E noi invece diciamo che è veloce, stai già descrivendo una realtà che dovrebbe essere normale, cioè la realtà di una democrazia parlamentare che ha certi passaggi in commissione, in aula, no? E una democrazia di bicameralismo perfetto, il normale sta diventando lento. Uno slittamento semantico non da poco, che è permesso dal fatto che per tutti gli altri in realtà lui è veloce, non è normale. Cioè la normalità è la velocità, no? Basta comprare un hashtag di questo tipo, cioè arrivo, per esempio, il classico fenomenale tweet che fece quando lui stava uscendo, no, dal Quirinale prima di defenestrare con Umberto Pino l'incapace, abbiamo scoperto Letta, e in realtà tutto questo deriva appunto dall'aver comprato a scatola chiusa questa costruzione. Giornalisticamente la domanda potrebbe anche diventare perché Renzi e i comunicatori hanno deciso di scegliere quella retorica e non altre. Questa è anche una domanda interessante secondo me, ed è un esempio di come si può provare, secondo me, cioè, rispondendo a questa domanda, non ho una risposta definitiva, però questo sarebbe per esempio già un lavoro di messa in discussione delle premesse del ragionamento del comunicatore politico di turno, no?
Anche perché, come dicevo prima, se lo si accettano tutte queste cose. Cioè, per esempio, andare veloci anche i consigli dei ministri con le slide e cose di questo tipo. Quindi la mia idea è che si debba un po' diventare tutti dei costruttori di tecniche propagandistiche, quindi qui dalla collaborazione, diciamo, si comincia a passare allo scontro col comunicatore. Ed è qui perché queste forme di cui queste forme di propaganda che vengono utilizzate, diciamo, sono ancora poco conosciute, sono ancora poco studiate anche dal punto di vista accademico, per quanto mi risulta, perché i testi di teoria della propaganda, tecnica della propaganda, non sono ancora stati, diciamo, aggiornati molto, che io sappia almeno, a internet, fondamentalmente, ai social network, più che a internet, soprattutto a Twitter, che in questo momento è il centro mediatico, diciamo, del giornalismo in tempo reale. E soprattutto il grande pubblico non conosce queste cose. Quindi naturalmente quando poi un cittadino si ritrova sballottato su Twitter tra un tweet del Presidente del Consiglio e un tweet del cronista politico di Repubblica, per esempio, gli mancano gli strumenti per interpretarli. Molto spesso gli manca il contesto, molto spesso gli manca il modo per decostruire, no? Questo tipo di comunicazione. Naturalmente tutto questo ha senso se noi abdichiamo però al tentativo di autocomunicare noi stessi e di venderci a nostra volta, noi come giornalisti dico, venderci a ogni costo. Questa è una tentazione che può esserci nel momento in cui naturalmente avere la battuta pronta sempre, al momento giusto, mentre c'è l'argomento virale del momento, no? Questa è una tentazione molto forte, si fanno molti like, si fanno nuovi amici, ti nota qualche giornalista, qualche collega, qualche capo, ti chiama e ti chiede un pezzo di quella cosa. A me è successo di essere stato chiamato da redazione perché avevo fatto uno stato su Facebook di 3 righe, fai un pezzo su sta roba, no? Quindi è una cosa, penso sia una cosa abbastanza comune per chi soprattutto fa freelance, e che vuol dire che però devi esserci continuamente, no? E esserci continuamente può degenerare facilmente nell'autopromozione, più che nel cercare di seguire un tema in maniera cosciente, in maniera coscienziosa, in maniera soprattutto onesta intellettualmente. Altra parola penso che sia abbastanza fuori moda, però ecco, senza onestà intellettuale questa operazione di decostruzione non ha né legittimità né possibilità alcuna di successo, semplicemente perché chiunque le fruisca, qualunque lettore, potrebbe dire beh, ma tu fai altrettanto e te lo mostro qui e qui, ci sono i link ai tuoi post, e si sta poco a decostruire, no? Questa decostruzione. Una domanda su cui poi magari ci piacerebbe ragionare anche con voi è perché la reputazione dei giornalisti così bassa e quella dei comunicatori politici così alta. È abbastanza vero. Prova a pensare a un noto, è tenuto in conto come una sorta di guru da voi, del giornalismo. Nell'opinione pubblica siamo odiati più o meno, anzi non si può sempre più. È una percezione che vedo giornalista. La grande bestia. Ok. Però ammetterai che non vi trattano come dei propagandisti in senso deteriore. Analisti in senso deteriore. Abbiamo esperienze diverse, questo è il filtro, il famoso filtro. Va bene. Altra domanda, allora questo poi magari ne discutiamo. Come mai le tecniche di propaganda in rete sembrano funzionare meglio di quelle di contropropaganda? E questo è un esempio molto concreto, non voglio dire che lui è un barbuto vestito di nero tagliagole, ma le tecniche di contropropaganda che sono state fatte all'ISIS per la stessa missione delle più alte autorità del governo americano, che ha cercato in tutte le maniere di contrastare l'avanzata inarrestabile, diciamo, della comunicazione di ISIS su Twitter, delle tecniche comunicative di propaganda di su Twitter, non ha funzionato nulla. Di fatto non ha funzionato particolarmente censurare il più velocemente possibile questi contenuti, e questo naturalmente sono casi limite, ma servono per far capire lo scontro che c'è in atto su questi temi. Non ha funzionato se non in parte, quindi una piccola percentuale di account è scomparsa, non è scomparsa la percentuale però di account che costituiscono il nucleo, il nocciolo duro della propaganda su Twitter di ISIS, cioè quelli che concertano, decidono i contenuti e poi forniscono il materiale primario che li deve diffondere. E non ha funzionato nemmeno costruire quelle che vengono chiamate contronarrazioni, no? Che è un'altra cosa che uno dice istintivamente. Noi siamo un giornale, per esempio, Renzi costruisce una narrazione dell'Italia basata sulla fiducia, sulla speranza, no? Contro la rabbia, i gufi, i parrucconi, e noi vogliamo creare una contronarrativa, magari facciamo vedere le cose che non vanno, no? Nel paese. Il problema molto spesso, e si è visto con ISIS, è che la contronarrazione non funziona in termini di condivisione meglio della narrazione.
anzi molto spesso, soprattutto quando ci sono di mezzo contenuti come quelli prodotti da ISIS, cioè decapitazioni, cose molto violente, cose molto scioccanti, diciamo, a cui noi siamo ormai abituati un po' dalla nostra cultura occidentale molto permissiva su queste cose hanno molto più impatto della smentita. La smentita di nuovo è un pezzo tecnico fatto con link, dettagli, numeri, no? E la non smentita invece è l'affermazione, è una decapitazione. Quelli che vogliono vedere la decapitazione sono molti di più di norma purtroppo di quelli che vogliono andare a leggere la smentita. Un'altra domanda che secondo me qui è molto rilevante è se pensate che i giornalisti giovani e meno giovani siano attrezzati a riconoscere, comprendere possibilmente, se è possibile, non è detto che sia facile, contrastare queste tecniche propagandistiche messe in atto dalla politica. Quindi non è affatto detto che da un lato noi siamo pronti, formati per questa cosa, non è affatto detto che sia facile anche soltanto immaginare una formazione a questo tipo di cose. Quindi è veramente un tema secondo me di frontiera su cui c'è molto da lavorare, sia per identificare esattamente le tecniche, sia per identificare come combattere. E soprattutto qui la domanda più cinica di tutte, secondo me, soprattutto in un ambiente come quello del tutto gratis, no? Che si legge sui click pubblicitari, sapendo che in molti casi, come dicevamo, fare più click è lo scontro su Twitter, quindi la banalizzazione, no? La foto su Instagram, penso qui all'account sempre del nostro amico Filippo Sensi che fa questa contronarrazione informale, no? del potere renziano su Instagram. Molto spesso è più facile limitarsi, fa più contatti riportare queste cose così come succedono, che non cercare di contestualizzarle, cercare di spiegarle oppure semplicemente ignorarle. Molto spesso, 9 volte su 10, queste cose sono contenuti che non hanno alcuna notizia di per sé. Diventano una notizia perché si nutre un po', no? Diciamo, l'istinto voyeuristico polemico dei lettori, salvo poi dargli degli imbecilli quando intervengono anche loro con le stesse forme nel dibattito, no? Non si sa per quale motivo il politico che insulta non è imbecille, il cittadino che risponde è quasi sempre. La conseguenza è quella di cui parla Christian Sanders, secondo me, nella politica dell'era dello storytelling, è che il potere ha perso il contatto con il reale. E questo è un enorme problema, secondo me, in parte dovuto a quello di cui dicevamo prima, cioè all'autorepresentazione e quindi all'autocomunicazione di cui parlavano sia da Milano che Castells nei due esempi, ed è una domanda che si può porre anche al giornalismo, no? Dato che anche il giornalismo naturalmente è una forma di potere. Il giornalismo ha perso contatto con il reale? Probabilmente sì, soprattutto quando il contesto in cui ci muoviamo promuove la narrazione di storie, no? Questa è la cosa che dice Salmo, cioè lo storytelling, cioè si tendono a costruire narrazioni, naturalmente poi magari Dino mi correggerà, però quando ci sono delle storie di mezzo, molto spesso, come voi sapete, certi dettagli si possono mettere, no? Certe cose sono di intralcio. Molto spesso nel raccontare le storie abbiamo scoperto essere di intralcio è la realtà, e soprattutto quando raccontare le storie sono politici. Tutta la narrazione della buona scuola, no? Che doveva essere talmente partecipata in questo governo al DNA, alla partecipazione nel DNA, diceva Renzi, no? Naturalmente, salvo poi trovarsi in mezzo mondo in piazza che gli manifestava contro, e salvo poi arrivare al punto di creare tutta un'intera serie di articoli che è in corso in questi giorni sull'unità, in cui la sinistra torna alle origini e comincia a chiedersi perché la sua comunicazione non funziona, che è una cosa che suona completamente incomprensibile a qualunque lettore che ha letto qualunque giornale negli ultimi 2 anni, dato che la comunicazione politica di Renzi doveva essere ineffabile, doveva essere perfetta, adattatissima, no? E cose di questo tipo, quello che si è letto un po' ovunque. Com'è possibile che sia lo stesso Renzi a uscirsi di più riprese, più interviste pubbliche, senza nessun virgolettato per sotto, per dire guardate ragazzi, non stiamo comunicando abbastanza bene. Cioè lo spin propagandistico in questo caso è dire di nuovo sì, noi stiamo facendo delle cose, è che non riusciamo a dirvelo, non siamo abbastanza bravi a dirvelo, no? E questo è uno spin propagandistico molto selvaggio, diciamo, molto wild, perché è l'esatto contrario di quello che c'è stato scritto, di quello che è stato scritto negli ultimi 2 anni probabilmente. Ho quasi finito, questa è un po' la visione che secondo me bisogna combattere, non perché la dice Renzi, chiunque l'avrebbe detta io la vorrei combattere, l'idea che non sia la percentuale che conta, i numeri interessano ai detti lavori, la verità è che c'è un clima nuovo, tutto il mio programma sta qui a restituire speranza agli Italia. E questa è una frase che se io fossi stato giornalista del Messaggero che ha intervistato Renzi il 5 aprile, gliene avrei chiesto conto estesamente. Del resto questo è un Presidente del Consiglio naturalmente, no? È l'esito
che lui voglia costruire delle narrazioni, per carità, è meno lecito che lui ci venga a dire esplicitamente che il suo programma è una narrazione. Che è una cosa, va bene che i programmi politici sono morti, va bene che i contenuti arrivano sempre all'ultimo momento, però da lì a dire effettivamente che quello che conta è solamente cambiare una percezione, è veramente vuol dire che effettivamente l'essenza del suo potere è la propaganda. E questo fa capire la profondità del problema che stiamo affrontando oggi, secondo me, per cui sarà molto difficile venire a casa con delle risposte, però l'allerta che volevo dare era fondamentalmente questa. E qui c'è il rischio appunto che questo tentativo di autorappresentazione, di narrazione, rischi di diventare più importante delle domande stesse che noi giornalisti facciamo e della stessa ricerca dei fatti. C'è un bellissimo esempio: il giornalista del Fatto Quotidiano che va con la sua telecamerina a cercare di avere una risposta su una domanda molto precisa a Renzi qualche tempo fa. Renzi dice no, non ho tempo, e nel frattempo continua a fare un selfie dietro l'altro con le persone che lo circondano, no? E questo è un altro, di nuovo non voglio cadere contro il Presidente del Consiglio, ma è un ottimo esempio, secondo me, nella misura in cui fa capire che c'è un tale disprezzo per questo, la percentuale non è la percentuale che conta, che a un certo punto il tempo per fare il selfie che può finire su internet e girare e alimentare quella narrazione dell'uomo della strada, qualunque, no? Che disintermedia, che parla con tutti bla 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 bla, che voi sapete, lo alimenta più un selfie che non semplicemente mettersi lì e fare come avrebbe fatto il Presidente del Consiglio di un paese civile, cioè rispondere a una domanda precisa, non fatta in stile Iene, non fatta per provocare basta, bla 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 bla. E quindi la domanda di nuovo diventa, una volta che abbiamo letto gli hashtag, una volta che abbiamo visto i selfie, una volta che abbiamo spogliato le slide, una volta che abbiamo contato i countdown, una volta che abbiamo visto gli elenchi di promesse, tutto questo serve più a comunicare dei fatti o a distrarci dai fatti? Perché questa è la domanda, no? Secondo me la risposta è abbastanza chiara, però poi magari ne discutiamo. Il problema è anche che cosa diventa l'opposizione una volta che il governo si fa sul derby Eurodrachma, per esempio, no? Cioè, questione terrificantemente complicata del bailout alla Grecia, Renzi per ore l'unica posizione che la prende su Twitter, meno 140 caratteri, fondamentalmente dice che tutta la questione si risolve in un derby Eurodrachma, falso peraltro, come si è visto in tutte le ore seguenti. Però di fatto questo alimenta un certo tipo e stile di dibattito, naturalmente, alimenta un certo tipo di discorso pubblico e rischia di diventare una gara a chi è più populista in tempo reale. Naturalmente sappiamo che molto probabilmente negli ultimi mesi è stato più bravo Salvini a fare populista in tempo reale, perché i suoi diciamo, numeri stanno crescendo in maniera vertiginosa, e di nuovo noi non vogliamo alimentare questa retorica. Ho quasi finito. Come si fa quindi a mantenere alta, diciamo, l'attenzione del lettore su cose che invece interessano a noi e non a un comunicatore politico? Io l'unica risposta che ho, che non è probabilmente una risposta ma lo è content is king, cioè il contenuto viene prima di tutti. Quando c'è qualcuno, un giornalista che ha una notizia, che ha uno scoop, che ha una cosa che fa male, diciamo, a un potente di turno, questa notizia si impone sul flusso comunicativo di norma ancora. E quindi se noi facciamo bene il nostro lavoro, naturalmente la vita del comunicatore o di chi deve invece cercare di parare il colpo diventa più difficile, o di chi deve cercare di dettarsi l'agenda, no? Probabilmente diventa molto più difficile. È difficile pensare da questo punto di vista che la politica 2.0 sia meno adatta alla propaganda di quello 1.0. Tutto sommato la politica 2.0 c'è quella che riguarda la comunicazione bidirezionale su internet, o che dovrebbe tramite internet rendersi più partecipata. È una grossa menzogna da questo punto di vista, e c'è un bellissimo paper che è stato fatto per il Forum for Democracy di 2 anni fa, Amanda Clark, in cui c'è questa frase che dice tutto, cioè la politica online è per lo più politics as usual. Quindi fondamentalmente si può addirittura chiedere se tutta la questione della maggiore partecipazione su internet non sia a sua volta uno speech propagandistico, questa volta non gestito da comunicatori politici, ma gestito da un'intera comunità accademica di business, di Silicon Valley, di start-up e di persone che marciano, diciamo, e guadagnano con l'innovazione, per farci credere che internet sia la soluzione della democrazia, quando naturalmente le cose sono molto più complicate. La domanda naturalmente diventa quella di sempre, che abbiamo fatto prima, cioè saremo in grado noi di raccontare questa cosa meglio di come è stata raccontata la politica dell'era precedente? Io comincio ad avere grossi dubbi, soprattutto perché appunto c'è questo atteggiamento di chiusura molto spesso nei giornali tradizionali,
rispetto a quello che ho chiamato diritto di replica permanente dei cittadini, cioè il fatto che il cittadino possa, come dicevo prima, sempre esporsi e sempre rispondere in maniera diretta, singolo politico o singolo giornalista, e invece dovrebbe essere materia di profonda riflessione e ascolto. Ecco, quest'ultima cosa semplicemente per dire che effettivamente per prendere distacco dalla comunicazione politica sarebbe bene cominciare a conoscerla. Io stesso sto cercando di cominciare a trovare il tempo per studiarla come Dio comanda, non ci sono ancora riuscito, come vedete, perché le slide sono terribilmente vaghe, però cercavo insomma di dirvi qualche problema che mi frulla per la testa. Qual è la cosa buona? E qui chiudo. Contrariamente a quanto appare, se facessimo questo probabilmente scopriremo che anche la comunicazione ha dei problemi, naturalmente. Potrebbe essere in crisi anche quando il giornalismo che è diventato succube, nel senso che effettivamente quando il cittadino ha delle reazioni così istantanee e così viscerali, molto spesso la comunicazione politica può fare poco, no? E soprattutto la propaganda, come diceva la mia amica e docente Giovanna Cosenza Ampana alla festa del giornalismo quest'anno, la propaganda finisce quando è dovuto irrompere il reale, fondamentalmente. E come stiamo vedendo in questi giorni, il reale sta cominciando a irrompere come. Per cui se Dino vuole parlare, poi vi lascio il microfono. Grazie, siamo chiusi e adesso parlerà il propagandista che cerca di modulare tutte le linee degli argomenti. Scherzi a parte, facciamo un cambio. Mentre si prepara posso chiedere una cosa? Certamente, propaganda. Sì, io sono solo una collaboratrice del Carlino, quindi non conto niente. Però siccome io ho puntata, no? Cose bellissime, complimenti per la sua. A me è servita moltissimo il suo intervento, no? Onestà intellettuale, evitare la tentazione di non vendersi, eccetera. Insomma, i suoi esempi pertinenti assolutamente sono andati solo in direzione, diciamo, parlando del Matteo Renzi, no? Sinceramente mettendo anche un po' in ridicolo, oggettivamente, che non ha toccato né vecchi presidenti del Consiglio Salvini, per dire che mi pareva un pochino così spostata, ecco, nell'affrontare il presidente. Comunque la ringrazio soprattutto perché lei ha detto bisogna guardare il contenuto e lei contenuti sempre. Grazie a lei. No, solo per precisare, è stata solo una contingente. Avremmo potuto parlare per ore di Salvini, dei gattini per Salvini. Ecco, sui precedenti invece, ecco, questo io penso che da questo punto di vista è vero che Renzi rappresenta una novità, nel senso che effettivamente è il primo a confrontarsi in questo modo e con questa costante e usando e facendo un così largo uso dei social media nella sua narrazione, diciamo. Secondo me è veramente quello che più di ogni altro in Italia, dico, ha usato questa, usa in maniera molto naturale e coerente questo tipo di narrazione. Quindi secondo me partire da Renzi può aver senso, limitarsi a Renzi sarebbe sbagliato sicuramente. Grazie. Allora, buon pomeriggio a tutti. Io mi chiamo Dino Menduni, sono di Bari, ho 31 anni, lavoro in un'agenzia di comunicazione che si chiama Proforma, un'agenzia di comunicazione che lavora indistintamente sulla comunicazione commerciale, istituzionale e politica. Siamo conosciuti prevalentemente per la comunicazione politica, per le campagne elettorali. Abbiamo lavorato in questi anni a tante campagne elettorali, tra cui alcune delle campagne citate da Fabio Chiusi prima, in particolare la campagna di Renzi delle primarie del 2013, Italia Cambia Verso, e quella delle europee del 2014, quella del 48%. Io non sapevo cosa avrebbe detto Fabio non sapeva cosa avrei scritto io. Fatto sta che Fabio probabilmente si aspettava una specie di guerra tra me e lui, in realtà poi io ho scelto un'impostazione diversa. Perché ho scelto un'impostazione diversa? Ho scelto un'impostazione diversa perché preparare questa presentazione è stato possibile anche e soprattutto grazie alla lettura di un libro del 1959, quando gran parte delle cose che Fabio ha citato non esistevano. Questo libro si chiama 1500 lettori di Enzo Porcello, un giornalista che scriveva per La Stampa, che tra le altre testate per cui scriveva, che il giorno in particolare. Anche il giorno su diverse testate, e in quelle pagine, sono poche peraltro, ma sono intensissime, ho trovato molte delle risposte a alcune domande sul malfunzionamento del giornalismo politico in Italia. E infatti oggi non difenderò la comunicazione politica, anzi lascerò magari un po' di spazio per confrontarci insieme.
piuttosto cercherò di comunicarvi dal mio punto di vista, dal punto di vista di chi sta dall'altra parte, quali sono gli strumenti per fregarci. Quindi da un certo punto di vista l'impostazione è molto simile a quella di Fabio, cercherò di andare magari un po' più nel tecnico, però non ci sono tante differenze, non sono d'accordo con tutto quello che ha detto lui, ma ripeto, voglio parlarne più dopo, più che altro trasmettervi un po' appunto di strumenti. Partendo appunto da, questa è la prima pagina di quel testo, e francamente poteva essere stata scritta ieri, non vedo grandissimi cambiamenti negli ultimi 55-56 anni del giornalismo politico italiano, in particolare sull'insistenza dei cronisti politici, in particolare di quelli che stanno a Roma, nei confronti della bolla in cui vivono, lavorano, reperiscono le notizie. Sono partito da questa lettura e ho iniziato a chiedermi, ma questo tipo di giornalismo alla fine fa il bene, uno, dei lettori, due, degli editori, fa bene dei giornali, i lettori si fidano di questa forma di giornalismo e del giornalismo in genere in Italia? Sono andato a spulciarmi un po' di dati, un po' di analisi degli ultimi anni, partendo da una ricerca della Reuters di un mese fa che vi consiglio vivamente, sul giornalismo in generale, e c'è un confronto tra 12 paesi e viene chiesto ai lettori se li ha fiducia nelle notizie che legge. L'Italia ha come dato di fiducia il 35% di fiducia nei confronti delle notizie, la quota sale solamente al 48% nei confronti delle proprie fonti di informazione. Quindi gli italiani non riescono a fidarsi pienamente neanche di ciò che si vanno a scegliere, che vanno a comprare, che vanno ad acquistare. La cosa interessante è che a questa sfiducia non corrisponde un'assenza di desiderio di ricevere notizie, perché poi la domanda lì è interesse di ricevere informazioni, l'Italia è ben al di sopra della media del panel dei paesi monitorati, quindi c'è una domanda frustrata di informazione. Quindi già questo vuol dire che il giornalismo politico, in particolare in Italia, così com'è, non funziona perché i lettori non lo ritengono efficace. Altro dato che conferma questa tendenza, dato di un paio di anni fa del Census, per il 70% degli italiani gli apparati dell'informazione tradizionali tendono a manipolare le notizie. Questo vuol dire che gli italiani, i lettori di informazione italiani, sono convinti del fatto che gli editori, i giornalisti non si limitano solamente a omettere, a cancellare, a rimuovere, a fare da vettori della propaganda, ma che esercitano un ruolo attivo nel modificare la realtà rispetto a quella che effettivamente è. Capite bene che quando 7 su 10 la pensano in questa maniera, c'è un problema serissimo di fiducia tra giornalismo politico e lettore. Questo è l'andamento delle vendite medie giornalieri quotidiani in Italia tra il 2000 e il 2013, persi il 38% di copie vendute, siamo passati dai oltre 6 milioni nel 2000 ai molto meno di 4 milioni nel 2013, una curva che peraltro non sembra arrestarsi, che dopo la crisi economica del 2008 è andata ancora più rapidamente, e ovviamente ulteriormente accelerata dall'avvento dei social network. Questo è un altro dato interessante. Alla domanda: lei sarebbe disposto a pagare per leggere le notizie su internet online? 3/4 dei lettori inglesi non sono disposti a pagare neanche un centesimo per leggerle, 67% degli americani, 59% degli spagnoli, 63% degli australiani. Manca il dato italiano, ma la tendenza è sempre questa: la maggioranza assoluta dei lettori di informazioni online non sembrano disposti a pagare alcunché per reperire informazioni online, e chi è disposto a pagare in media spenderebbe 4 sterline 50 per l'Inghilterra, 8 dollari all'anno per gli Stati Uniti, 5 euro l'anno per la Spagna. Quindi questo è un altro tipo di problema, evidentemente. Censis, marzo 2015, canali, strumenti utilizzati per informarsi in Italia. Telegiornali, come vedete, hanno ancora meglio, ma attenzione al comportamento degli under 30, che dal punto di vista, diciamo, del corpo elettorale sono circa il 12-13%, ma che comunque, diciamo, in qualche modo indicano la strada da seguire per il futuro. Facebook oggi è il principale canale di informazione. Ovviamente Facebook è un contenitore, non è un giornale, porta la sommatoria delle informazioni che arrivano da tanti canali, ma questo è un altro tema che riguarda dove far arrivare le notizie. Come vedete non è affatto un meccanismo lineare, soprattutto se confrontate Facebook ad esempio quotidiani diventa 25% in quella gamma. Quotidiani cartacei stanno diventando sempre il primo strumento per, diciamo, persone più grandi d'età. Lo conferma questa tabella, sempre del Censis, sui canali di accesso alle informazioni. Sostanzialmente internet, smartphone, Facebook, YouTube, siti web di informazione, web TV, radio, tablet, Twitter sono tutti strumenti utilizzati in larga parte degli under 30, c'è un solo strumento utilizzato più dagli anziani che dai giovani, sono i quotidiani di carta. E questa è la tendenza italiana. Ancora, social media, quando ritrovo una notizia, di chi si fida, da quale fonte lo va a pescare. È interessante notare come amici e parenti
sono ritenuti una fonte affidabile, i giornalisti sono ritenuti una fonte inaffidabile per riferire informazioni online. Quindi chi dovrebbe portare notizie di fatto ha un problema, una tara a monte rispetto a quello che dovrebbe poi fare effettivamente, cioè informare. Ancora un dato interessante riguarda qual è il punto di partenza che i lettori utilizzano per cercare le informazioni. Dato che è comparato abbastanza complesso, voglio citarvi solo un dato: in Italia solamente il 20% di chi naviga online cerca le notizie a partire dalla home page del sito internet della testata. Le notizie si cercano prevalentemente attraverso Google o comunque motori di ricerca o attraverso i social network. Quindi l'idea che le informazioni possano essere fruite in modo verticale, cioè la testata la dà, il lettore va lì e basta, è un'idea che in Italia non regge, perché il lettore italiano di notizie online è abituato a cercarsele attraverso le proprie modalità e in modo assolutamente atomizzato. Quindi chi offre notizie e non le distribuisce nei canali giusti non si fa trovare, quindi come se non esistesse. Questo è un dato che non vale solo per gli under 30, vale per tutta la comunità dei lettori di informazione. Vi faccio vedere, per chiudere questa parte preliminare, un video che è uscito giovedì scorso di una web serie che The Jackal, un gruppo di ragazzi di Napoli molto bravi, fanno satira, ha realizzato prendendo un po' in giro il telegiornale Fatto in Italia. Spero che vada con la connessione. Sono andato a fare. No. Si può? Sì, che si è bloccato. Facciamo una cosa zitta, risposto sulle altre, le slide in versione di bozza. Uso queste, una bozza Quindi alla luce di questi dati che abbiamo visto e ripartendo con appunto quel testo di Enzo Porcella del 1959, prima di tutto quel quadro che abbiamo visto all'inizio è ancora attuale? Come la vedo io? Assolutamente sì. Molte di quelle distorsioni che abbiamo visto raccontate bene dall'interno, da un giornalista politico sul giornalismo politico, sono ancora assolutamente lì, sul campo. Seconda domanda, una domanda quasi di natura editoriale. Se dobbiamo soddisfare solamente il circoletto dei politici attraverso l'informazione, quindi ci raccontiamo le cose tra di noi, quanti giornalisti politici effettivamente poi servono per soddisfare questo mondo autoreferenziale? Evidentemente ne servono pochi, quindi il mercato da questo punto di vista non accoglierebbe nuovi giornalisti politici. Punto numero 3, il giornalismo politico descritto da Porcella, che è poi quello che abbiamo visto in larga parte di questi anni, aiuta poi effettivamente i giornali a sopravvivere, visti i dati che abbiamo messo uno accanto all'altro? Certamente no. Il giornalismo politico per com'è non vende copie, non fa vendere copie, quindi c'è un problema prima di tutto, cioè al netto di tutto quello che ha detto Fabio su il dovere morale e l'etica, di cui sono d'accordo, c'è anche una questione proprio di puro e vile denaro. Questo giornalismo così com'è politico in Italia non fa vendere il giornale. Punto numero 4, se i lettori potessero scegliere, difenderebbero il giornalismo politico per come adesso? Per me no, se ci fosse un'alternativa probabilmente la comprerebbero. La responsabilità solo dei giornalisti? Certamente no, è un concorso di colpa tra giornalisti politici e comunicatori politici, perché molti hanno interesse che questo meccanismo così com'è rimanga uguale. Per cui dall'analisi voglio poi arrivare a un sommario degli spunti. Gli spunti sono 5, che adesso approfondisco con calma. Il primo è che l'avvento su larga scala della comunicazione online e del fatto che in gran parte i politici decidono loro spesso quando, come, dove, a quale tono di comunicazione far arrivare le notizie,
rende il giornalista meno centrale dal punto di vista della ricerca pura dell'informazione, quanto piuttosto di quel lavoro da fare immediatamente dopo la ricerca pura. Cioè, nel caso ad esempio della comunicazione politica applicata alla comunicazione istituzionale, quindi la comunicazione dei governi o la comunicazione sotto elezioni, verificare se poi una volta che il politico X ha scritto una roba su Facebook, quella roba sia vera, non vera, verificata, non verificata. Punto numero 2. Bisogna scegliere quando si fa giornalismo, o si fa il tifo o si fanno le analisi. Spesso si confonde l'una con l'altra. Punto numero 3, ricordarci che il lettore è il lettore, che non scriviamo solamente a favore del politico affinché lui legga o affinché il circoletto si autoalimenti. Stare un po' più di tempo in più su Facebook, un po' di meno su Twitter per cercare notizie politiche e in generale stare un po' di tempo in più online. E punto numero 5, evitare di uscire a cena con i politici, con i comunicatori politici, quando è possibile, quindi anche come se rimango da solo a mangiare un panino e va bene uguale. Partiamo dal punto numero 1. E appunto il gioco è stato trovare per ognuno di questi punti calati sul 2015 dei passaggi del libro di Enzo Porcella del 1959 che a mio avviso suonavano assolutamente contemporanei. Quindi praticamente cioè, quello che diceva Fabio. Le note di servizio che raccomandano di tenersi ai fatti senza commenti o interpretazioni sono un invito ad accettare come autentica la verità propagandistica che i politici hanno interesse a diffondere e rinunciare a spiegare che cosa si nasconde dietro la genericità, l'ottimismo di maniera, i falsi furori e la interessata confusione dei comunicati ufficiali. Come vedete non è cambiato assolutamente nulla. Da questo punto di vista c'è un'intervista molto interessante uscita un paio di mesi fa sul Foglio a Mark Leibovich, che è il capocronista del New York Times, quindi uno che fa il giornalista, che raccontava di come in questi 10 anni si è cambiata la dinamica di potere nei rapporti tra giornalismo e politica. Leibovich dice: 10 anni fa Hillary Clinton, si calava sull'esempio contemporaneo di Hillary Clinton, se aveva bisogno di far sapere una notizia su larga scala aveva necessità di interagire con un giornalista, perché altrimenti quell'informazione non sarebbe arrivata su larga scala. Ora Hillary Clinton non ha più necessità del giornalista per far arrivare quell'informazione lì. Quindi di fatto cambia il rapporto di potere tra la politica e il giornalismo, grazie anche ai social media. Oggi è molto di più il giornalista politico ad avere bisogno di Hillary Clinton, perché avere un pezzo con l'intervista di Hillary Clinton in questa fase può, per la sua reputazione e per la reputazione della sua testata, avere un valore aggiunto. Leibovich dice: oggi i politici possono fare i loro siti e i loro tweet come vogliono, possono affidare il resto delle loro macchine del rumore, quindi la propaganda, a chi vogliono. I candidati possono scegliere con più agio con chi parlare, sapendo che alcuni sono amichevoli e rifiutando quegli stili. Quindi di fatto nel rapporto di forza in questo momento storico i politici e i comunicatori politici, avendo a disposizione un numero molto crescente di mezzi proprietari, la pagina Facebook, il profilo Twitter, hanno più frecce rispetto al giornalista. Se pensiamo al giornalista nel ruolo che aveva prima, cioè di colui il quale apre la porta al flusso di notizie, deve quindi il giornalista cambiare la propria funzione sociale se vuole mantenere la sua centralità. Ad esempio può cercare di, come detto anche Fabio in parte, di perdere più tempo rispetto al passato, più che a dare notizie, aprire la porta e basta, a verificare l'attendibilità o la inattendibilità delle informazioni, sottolineando con la stessa forza entrambe le cose. Quindi questo è importante. Poi, come ha detto ovviamente Fabio parlando delle selfie, inutile totalmente dopo un giornalista politico prendere la foto di Instagram dell'account del portavoce di Renzi e pubblicarla così com'è, senza contestualizzarla, senza dire va bene o non va bene, per fare proprio quello di fatto vuol dire diventare vettore di propaganda. Cioè io uso la mia firma, la firma del mio giornale per prendere l'informazione che arriva dal governo e portarla lì così com'è. Punto numero 3, che è il mio crucio personale, quindi mi scuso se insisto, ho calcato molto su questa cosa, io sarei per l'abolizione del retroscena come un formato giornalistico, che spesso, soprattutto d'estate adesso, c'è un periodo di calciomercato, sono dal punto di vista dell'attendibilità più o meno uguali, leggo il giornale, retroscena smentiti il giorno dopo, notizie di calciomercato smentite il giorno dopo, pure i giornali continuano ad essere pieni di pagine e pagine di retroscena, spigolature, di 5.000 battute costruite attorno a un virgolettato rubato da una fonte autorevole vicina al Premier, che è una formula, cioè sempre per scoprire qualcuno, oppure un'invenzione giornalistica con cui poi tenti di cercare di stanare il politico perché lui ti risponda, ma il politico non ti risponderà mai, quindi perdiamo tempo in questa maniera. Noi come autofonti, un renziano della prima ora, queste formule qui dicono nei palazzi che
Il punto qual è che, oltre al fatto che ogni giorno in cui il giornalista scrive retroscena, che il giorno dopo viene smentito dai fatti, lui perde autorevolezza, la perde la sua testata. E aggiungo una cosa che è molto più evidente in questo periodo: quando 4 giornali concorrenti tra di loro hanno lo stesso retroscena, quello non è retroscena, quella è propaganda a cui i giornalisti si sono gentilmente prestati di offrire la loro sponda. Quindi una cosa che doveva essere una grande trovare, lo scoop, diventa fondamentalmente propaganda a cui i giornalisti silenziosamente accettano di essere lettori. Qual è l'opportunità? Cambiare approccio. Qual è il problema? Costa molta più fatica rispetto a prima. Punto numero 2: o si fa il tifo o si fa un'analisi. Questo è uno dei principali problemi del giornalismo politico in Italia, secondo me. Il motivo, ancora una volta, secondo me, di questa distorsione è legato al fatto che si può rimanere per alcuni anni in un posto chiave sforzandosi di distillare quotidianamente la propria goccia di veleno, non più di una goccia, altrimenti ci si mette fuori dal sistema, e ottenere elogi e aumenti di stipendi. La gente odia lo scandalo e vive in un paese dove da un certo grado in su non viene licenziato più nessuno. Quindi tifare certe volte, scambiare il tifo per editoriali, certe volte ha un vantaggio anche di carriera. Da questo punto di vista è stato illuminato un editoriale di Luigi Battista nel mese scorso, quando dopo le regionali si era reso conto che ha perso 2 anni della sua vita a dire che Grillo era morto, mentre Grillo era vivissimo. L'attacco del pezzo è molto interessante, che dice tutto: Grillo annientato, lo abbiamo pensato, parentesi, o addirittura auspicato e morto. Un analista che fa auspici invece che fare analisi. Quando diciamo che Grillo era stato stracciato da Renzi, il suo movimento aveva preso il 22% dei voti, un'enormità, altro che risoluzione. Avrebbe dovuto scriverlo il 26 maggio 2014, l'ha scritto a giugno 2015, va bene lo stesso, con un po' di ritardo, ma va bene lo stesso. Cosa può fare un giornalista politico? Sicuramente, prima di dire Grillo è morto, Grillo è vivo, Salvini cresce nei sondaggi, Salvini è fermo a un altissimo 15% da 3 mesi, però la retorica è che cresce nei sondaggi, è fermo lì. Grillo ha preso 5 punti nei primi 3 mesi, Salvini ha preso mezzo punto, però è Salvini che cresce nei sondaggi. Quindi verificare per un periodo di tempo lungo il trend di una forza politica prima di dire siamo in crescita o in calo. Altro punto: chiedersi se un giornalista politico che scrive di un politico solo male, in termini di attendibilità, sia più o meno attendibile di quello stesso giornalista o di un altro giornalista che parla solo bene. È statisticamente improbabile che un politico dica sempre solo cretinate o sempre solo cose esatte. Dal mio punto di vista di comunicatore, io taglio le estreme, taglio le analisi di chi scrive sempre male del governo o dell'opposizione e taglio uguale chi invece fa il vettore della propaganda, perché non mi serve né un estremo e né mi serve l'altro. Quindi, quando uno fa analisi dovrebbe, anche quando magari ha delle idiosincrasie o delle simpatie, perché può capitare, dar peso anche all'altra campana, perché altrimenti il rischio è che nel lungo periodo l'attendibilità di chi sta parlando vada poi a cadere. Punto numero 3: provarci. Quando ci sono conflitti di interesse bisognerebbe probabilmente smettere di scrivere di politica. In questi anni abbiamo visto economisti in prima pagina sul Corriere che poi erano consulenti del governo, che scrivevano al governo come il governo deve sempre fare il proprio lavoro. Io rimanevo un po' basito, però succede anche questo. Suppongo che le testate paghino, diciamo, caramente questo tipo di editoriali. Io facevo anche il giornalista, nel senso che tuttora collaboro con le testate locali Gruppo Espresso e con Repubblica Bari, solo che sostanzialmente a causa dei ripetuti e molteplici, per fortuna di pro forma, conflitti di interesse facendo campagne elettorali, avrò scritto 3 articoli in un anno e mai per parlare di quello che sto lavorando. È faticoso, mi piacerebbe anche a me fare le analisi, però evidentemente l'analisi bisogna fare delle scelte. Punto numero 3: ricordarsi che il lettore è solo il lettore, perché per non avere solamente 1500 lettori appunto del circolo bisogna anche farsi capire. Ancora una volta Enzo Porcella, 56 anni fa. I fatti per un giornalista politico non parlano mai da soli, o dicono troppo o dicono troppo poco. Quando dicono troppo bisogna farli parlare sottovoce, quando dicono troppo poco bisogna integrarli per renderli al loro significato. Ma la chiarezza in questo lavoro è una virtù innombrante. Pierluigi Bersani 2 mesi fa su Repubblica, 3 mesi fa su Repubblica, racconta con molta serenità, e lo apprezzo anche per la serenità con cui l'ha raccontato: i giornali sono pieni di veline. Le facevo anch'io quando ero segretario, ma un po' mi vergognavo. Cosa può fare un giornalista politico? Prima di tutto non dare mai per scontato che il lettore abbia letto tutte le sue puntate precedenti, quindi come avevo scritto avantieri, c'era il retroscena di quello che c'era quell'altro,
oppure è stato cambiato il comma 4 della legge 2 del 1973 in riferimento al combinato disposto del maxi emendamento bla bla bla, questo è il modo migliore per allontanare un lettore da te. Punto numero 2, come ha detto Fabio, questa è una grandissima verità, ora il lavoro del giornalista vale per il politico, ma vale per sicuramente tutte le forme, inizia il momento dopo aver scritto il tasto invio della pubblicazione dell'articolo scritto nel giorno prima, cioè la cura della relazione diventa cruciale, perché spesso la cura mi permette di capire cose che magari non avevo capito bene, di trovare filoni giornalistici molto più interessanti di quelli che sto già seguendo. Punto numero 3, questa è una cosa che bisognerebbe provare a fare, anche se economicamente difficile. Io spesso ho la sensazione, leggendo tutti i giorni i giornali, perché per motivo di lavoro, che molto spesso gli articoli con le notizie politiche sono proprio trascinati, cioè il cronista romano che sta lì al Parlamento non sa che dire perché non ha avuto nessuna notizia, è obbligato ad andare in pagina, prende appunto il virgolettato, in questo caso si espone addirittura di più alla propaganda, perché pur di mettere qualcosa fa il passacarte del governo, della pubblica amministrazione di turno. Se ci si svincolasse da questa logica, per cui non bisogna scrivere sempre 4.000 battute fuori proscena, ma magari una volta si scrivono 1.000 o una volta si scrivono 8.000, probabilmente si eviterebbe questo cortocircuito per cui dover riempire la pagina per forza. Ovviamente l'articolo non viene interessante e per riempirlo, purché sia, vi faccio dare fonti governative. Punto numero 4, stare un po' meno su Twitter e stare un po' più su Facebook, su questo ad esempio non so quanto acqua con farlo. Perché? Perché Twitter in Italia ha una distorsione un po' strana, che è legata anche a questo numero che vi faccio vedere qui. Il rapporto tra utenti attivi su Facebook e utenti registrati su Twitter in Italia è 5,5 a 1 e stiamo confrontando utenti attivi e utenti registrati, quindi se noi confrontassimo utenti attivi e utenti attivi probabilmente la forbice sarebbe ancora più favorevole per Facebook. Quindi il grande pubblico in Italia è indiscutibilmente su Facebook. Cosa accade? Per quale motivo non sono d'accordo con te? Accade perché, cioè per quale motivo poi alla fine però gran parte delle informazioni passano per Twitter? Perché Twitter è frequentato da una nicchia qualificata, chiamo io, cioè da molte persone che hanno la possibilità di decidere che cosa deve esserci a pagina 1 o a pagina 2 del giornale tal e tal. Questo crea una distorsione. Crea la distorsione per cui il politico che si è reso conto di questo tende, e lo dico per esperienza personale, a privilegiare il tweet al post. Perché? Perché là ci sarà il giornalista che si rende conto del tweet, che manderà magari nel caso dell'ANSA una nota stampa che poi verrà ripresa dal giornale che ha pochi redattori, quindi non può scrivere un pezzo inedito, quindi l'ANSA assolutamente scrive il pezzo così com'è, basandosi su un pezzo di propaganda, lo mette in pagina gratuitamente e quindi i social media, in quanto luogo di conversazione tra un mittente e un destinatario, applicano la loro funzione, o meglio il giornale politico non ha più interesse nel conversare, perché tanto il tweet genera un meccanismo tutto interno al giornalismo, all'informazione, che gli costa molta meno fatica e che gli porta gli stessi risultati in termini di esposizione sui mezzi tradizionali. Ecco perché spostare l'asse da Twitter a Facebook per un giornalista politico è uno dei modi migliori, secondo me, per uscire dalla propaganda, per uscire appunto da questo circolo che si autoalimenta in continuazione. Cosa si può fare ad esempio? Ad esempio appunto si può provare a cercare notizie in campo aperto. Su Facebook ci sono numericamente più persone, quindi potenzialmente ci sono molte più storie. Questo secondo me è molto vero per l'informazione locale, più che per quella nazionale. Una delle cose più, secondo me, facili da fare, mi chiedo sempre perché non me l'ha fatta subito, è che spesso sarebbe altrettanto interessante dare voce a quello che accade sotto i post dei politici e non solamente il post del politico come notizia. Molto spesso ci sono post realizzati da politici che hanno un livello di negatività nei commenti che supera largamente l'80-85%, quindi commenti solo quasi esclusivamente critici. Secondo me uno dei modi migliori per spezzare il vincolo, il legame della propaganda con l'informazione è cominciare a mettere in pagina anche i commenti o buona parte dei commenti o analizzare in modo critico i commenti che vengono realizzati a partire da un post. Perché se un giornalista comincia a farlo sistematicamente non solamente pubblicando i commenti, ma anche spiegando che cosa sono i commenti o isolando alcune tipologie di commento, il giorno dopo il politico ci penserà 2 volte prima di fare un post così, senza verifica o un post inattendibile. Quindi secondo me uno dei modi migliori per spezzare la propaganda è proprio dare attenzione alla conversazione a partire da un contenuto politico con la stessa dignità che ha quel contenuto politico da solo.
Sì. Scusa se interrompo, volevo chiederti una cosa riguardo a questa cosa che stai dicendo. Perché secondo te il politico dovrebbe fare questo tipo di analisi il giorno seguente leggendo sul giornale e non direttamente leggendo i commenti al suo seguito? Cioè il ruolo del giornalista è così predominante in questo senso che il giornalista deve puntare su questo tipo di lavoro perché? Allora, prima di tutto perché penso che sia interessante per il lettore sapere che a quel post X è corrisposta una reazione Y. E quindi quella sul giornale. E questo è un primo punto, diciamo, questo è il valore dell'informazione per il lettore. Poi c'è il rapporto tra informazione e propaganda, quello di cui parlava prima Fabio. Io penso che un politico, lo vi dico anche per esperienza personale, non si spaventa fino a quando non vede i commenti, non solamente online, ma anche offline, fino a quando non vede la pagina piena di commenti negativi. Siccome la carta comunque gode ancora tra i politici una reputazione alta, più alta rispetto a quello stesso tipo di cosa scritta online, se non si spaventa, il politico non cambia atteggiamento. Quindi su questo dobbiamo puntare, perché altrimenti il giornalista un po' alla volta, da tutto quello che stanno dicendo, non trova più un ruolo. Dobbiamo puntare su questo è il nostro punto forte. Noi in generale lo spostamento di senso è da non più cercare di essere l'unico, il principale o il prioritario vettore di nuova informazione, quanto piuttosto il principale, il prioritario vettore di elaborazione di quello che accade. Probabilmente oggi il lettore, se ha bisogno di informazione, se la va a pescare, o meglio, se ha bisogno del contenuto scritto dal politico, se lo va a leggere direttamente sulla pagina del politico, non ha bisogno di comprare un giornale, ha bisogno di comprare un giornale o di pagare informazione perché qualcuno spieghi che cosa apporta in termini di rapporto con gli elettori quel tipo di post, per quale motivo quel post ha funzionato o non ha funzionato, per quale motivo quel dato economico va su e va giù. Quindi è uno slittamento che costa molta più fatica e meno meno sexy, perché non è più l'idea che il giornalista sia appunto il ruolo a bordo, cioè guidi la macchina fondamentalmente, un ruolo molto più da ricercatore universitario, molto meno sexy di prima, ma a mio avviso dal punto di vista dell'utilità per il lettore e in generale anche rispetto a quello che diceva Fabio, per spezzare il rapporto che in questo momento è molto forte tra il megafono della propaganda istituzionale e quello che arriva al lettore finale, penso che questo lavoro di slittamento sia un lavoro da fare assolutamente. Punto numero 3, la questione che ho sollevato solo parzialmente è il ruolo di YouTube. YouTube ha un numero di utenti paragonabile a Facebook, quindi il mezzo video oggi può diventare un mezzo assolutamente performante, anche più del mezzo scritto, per dare appunto la propria voce, anche all'interno di format stabili di comunicazione. Arrivo al quinto e ultimo punto: ridurre i momenti di aggregazione informale con il nemico, tra virgolette ovviamente. E qui c'è un altro passaggio illuminante di Enzo Forcella, ancora una volta 56 anni fa. Il rapporto dei 1500 lettori con il giornalista politico è molto stretto. In un certo senso si può dire che giunge fino all'identificazione. Ogni mattina essi fanno colazione con lui, si hanno l'abitudine di leggere i giornali mentre prendono il caffè e latte, spesso invitano a pranzo e li fanno pervenire attraverso legali e amici comuni sensi della loro considerazione. A Natale, quale è molto importante anche a Pasqua, il giornalista politico riceve dai suoi estimatori molte cassette di liquori, è invitato a tutti i ricevimenti, ha una licenze. Se deve chiedere qualcosa alla burocrazia lo ottiene più facilmente del cittadino qualunque. Io penso che questo sia un po' abbastanza vero, ma vero o non vero sia quello che i lettori certe volte pensano dei giornalisti politici, al netto del suo livello di verità o di totalità della verità di questa frase. È un errore che vale da entrambe le parti. Qui c'è Bertinotti che si è reso conto che essere leader di fondazione comunista e poi partecipare ai Saloni Romani, cioè dal punto di vista della biografia non ha proprio funziona esattamente benissimo. Cosa può fare un giornalista politico? Dire qualche no in più, perché più sei vicino a una persona di cui devi poi parlare, più è difficile parlarne male. Cercare strategie di uscita dalla bolla. Io sono un grande fan delle chiacchiere da bar, che spesso come espressione hanno sempre un'accezione negativa. La chiacchiera da bar è quella che vale poco, invece penso che sia sbagliato tanto dipendere solamente dai retroscena giornalistici come dipendere solo dal bar. Diciamo che i social media da questo punto di vista sono un alleato molto utile, perché navigare in mare aperto ti permette anche di leggere cose che altrimenti non riusciresti a leggere. E ovviamente, banalissimo, rifiutare le comodità legate alla professione e il rapporto con il potere politico quando è possibile. Siccome io nel mio piccolo comunicatore sono anch'io abbastanza poco mondano, vi ho riferito anche il tipico commentino che ascoltate quando dici di no, quando ti invitano alla festa.
cioè ci si mette poco a passare per antipatico, asociale, quando appunto rifiuti, diciamo, questo tipo di impostazione. Chiudo e provo a rovesciare. Cos'è che un giornalista politico deve chiedere, anzi deve forse pretendere da un comunicatore politico? Uno, deve chiedere, anzi deve pretendere di essere considerato semplicemente come un vettore di veline, cosa che invece accade spessissimo. Di non essere considerato solo come autorevole e competente quando si parla bene, quindi quando si parla bene è un buon giornalista, quando si parla male è uno stronzo, di evitare sistematicamente appunto le telefonate di protesta, cosa che tantissimi giornalisti sapranno, cioè appena scrivi una critica che arrivano telefonate in redazione, di non blindare le interviste ai politici, quindi se il politico che accetta di fare l'intervista solo se sa tutta la scaletta delle domande per filo e per segno, cioè provare a rifiutarsi di quei meccanismi. Punto, e ultimo punto, cosa non dovrebbe chiedere? Favori personali per non porsi in una condizione di dipendenza. Chiudo con 5 vettori che possono servire per cominciare da capo, quindi con rapporti tra fiducia delle informazioni e giornalismo, partendo da un set di 16 cose da fare per migliorare la fiducia e di una ricerca fatta da Edelman, si chiama Trust Barometer, cioè un'indagine annuale che serve a misurare la fiducia dei cittadini nei confronti delle amministrazioni pubbliche, politici e imprese. Lui isola tutti questi 16 consigli in 5 vettori, che sono integrità, coinvolgimento dei clienti, offerta di prodotti e servizi all'avanguardia, approccio sociale alla professione, etico alla professione, capacità di ottenere riconoscimenti e farli ottenere dai nostri investitori. Chiudo con Enzo Forcella. Ancora una volta, ho conosciuto colleghi convinti in perfetta buona fede di aver creato e fatto cadere governi, imposte svolte radicali nella politica d'alleanza, creato e spezzato carriere di primi ministri. Personalmente sono piuttosto scettico sul potere reale del famoso quarto potere, o più esattamente, perché solo di questo si tratta, di coloro che lo esercitano per conto dei direttori e dei proprietari dei giornali. Penso che si limitano a registrare, quando glielo consentono, e non senza un certo disgusto, i comunicati di una partita che si svolge sopra le loro teste. Nota finale, secondo me questa riflessione vale anche per buona parte dei comunicatori politici, quindi non è solamente un problema dei giornalisti, anche noi spesso siamo testimoni inconsapevoli di quello che succede tra l'altro ai nostri clienti, che diciamo è ancora più grave, perché certe volte noi non ne siamo al corrente. Ho dimenticato di dirvi che queste slide sono già online sui miei profili su social, su Facebook e Twitter, quindi con l'hashtag CTR, se andate a ritroso le trovate, o le trovate sul sito slideshare.net, appunto scrivendo il titolo dell'inizio, anzi metto proprio lì. Link che vedete in basso li trovate slideshare.net/LUIBOONIE. Ho finito, vi ringrazio. Allora, cominciamo dalle vostre domande perché sicuramente saranno le cose più interessanti. C'è qualcuno che vuole rompere il ghiaccio, che sarebbe sempre la cosa più difficile, benissimo. Sembra che gli argomenti sollevati siano notevoli sia dal punto di vista quantitativo che dal punto di vista qualitativo. Credo vada aggiunta un'osservazione in riferimento specialmente alla prima relazione. Non esiste solo il giornalista che fa i favori al politico, esiste anche il giornalista che fa i favori a se stesso e cerca una visibilità, dando spazio a determinati aspetti della realtà rispetto ad altri. I buoni storici inglesi e francesi insegnano che uno storico è bravo quando segue questi due principi. Primo, non dice bugie, secondo, dice la verità. Ma aggiungo, dire una mezza verità spesso significa dire una doppia mentira. Per cui sono dei giornalisti, dei colleghi giornalisti che fanno anche carriera e che lavorano solo sul fascio, negando uno dei punti importanti dopo, nel senso la gente non ama lo scandalo. Non è assolutamente vero, anzi la gente spesso cerca lo scandalo, o parte della gente cerca lo scandalo. Ad esempio, chiudo per non tirare la lunga come ha fatto invece lui, io ho apprezzato molto l'intervento di De Battista invece, perché De Battista ho detto una sciocchezza. Io amerei molto che i giornalisti che hanno detto, tanto per fare un esempio, dell'accordo segreto fra Berlusconi e Renzi era scritto, l'accordo segreto prevedeva l'elezione del capo dello Stato, l'elezione. Quei giornalisti che si sono fatti un posto all'interno del programma giornalistico dicendo queste sciocchezze, riconoscessero di aver detto della verità, perché li provano.
questo è per una questione morale, può essere sia in uno che nell'altro. Sì, assolutamente, e forse mi scuso se non mi sono spiegato bene prima, ma quando parlavo di autocomunicazione anche del giornalista parlavo proprio di questo, cioè intendevo dire esattamente quello che dice lei, cioè che il torto non sta naturalmente solo dalla parte di chi comunica o del politico di turno, sta anche nella parte appunto come il giornalista rappresenta se stesso, che temi sceglie di trattare, come li tratta, no? Con quale onestà intellettuale li tratta, quindi da questo punto di vista il mio discorso era piuttosto fate attenzione che essendo questi strumenti dove l'autorappresentazione è molto facile, paga molto, no? Anche in termini di carriera, come diceva lei, prestare attenzione molto a che cosa fa un giornalista nel tempo anche, no? Proprio cioè di che temi si occupa, come lo fa, come reagisce in tempo reale a certe sollecitazioni del governo e a certe sollecitazioni dell'opposizione. Tutto questo ci parla di lui naturalmente e magari può rendere più facile appunto mettere a nudo situazioni come quelle di cui parlava lei, per cui sono assolutamente d'accordo. E io volevo aggiungere che sono anch'io assolutamente d'accordo sulla parte in cui è apprezzabile il fatto che Luigi Battista del Corriere della Sera riconosca il ritardo di aver fatto un errore. Il problema è che cioè, dopo 2 anni di analisi sbagliate, un analista dovrebbe chiedersi se può fare ancora l'analista con lo stesso tipo di autorevolezza, se non se lo deve chiedere lui, se lo deve chiedere chi lo sta ospitando. Che è molto sensato chiedere scusa, è molto apprezzabile il fatto che lui l'abbia fatto. Il fatto che il giorno dopo non cambia assolutamente nulla, però non è neanche altrettanto valido. Mentre sulla questione la gente non ama lo scandalo di Forcella, secondo me lui non si riferisce allo scandalo per come lo intendiamo noi oggi, cioè il giornalismo scandalistico, il gossip, secondo me lui lo intendeva nel senso non ama troppo se un giornalista si mette con intensità a cercare a tutti i costi di mettere in difficoltà il politico, cioè non ama il conflitto, lo chiamerei adesso, cioè non ama un'impostazione per cui a un certo punto ci si mette incalzanti fino a quando non si ottiene il risultato in termini giornalistici. Se ci fa almeno, visto al mio osservatorio, quando faccio un'inchiesta giornalistica di un certo tipo, dopo, anche magari sacrosanto, dopo 2 o 3 giorni iniziano a arrivare i commenti, ma questo che vuole? Cioè, perché continua a rompere le scatole? Sempre ha interessi personali, subito il retropensiero per quale motivo c'è la ricerca del conflitto. La ricerca del conflitto in Italia, secondo me, non nel senso darsi le botte, ma conflitto inteso come scontro tra idee, è sempre una cosa che fa fatica a emergere. Io penso che si riferisce più a quello, non allo scandalismo, che è un'altra cosa che in effetti in Italia vuole di ampia e buona salute. Altre domande? Nessuno? Allora provo io magari a chiederti qualcosa, così vediamo. Tutti e due, naturalmente, ognuno dalla vostra parte, avete parlato di una community da gestire, ovviamente quella che fate dal punto di vista personale suo, quella di video e quindi dal punto di vista naturalmente del committente in quel momento. Ecco, quali sono gli errori da evitare in casi come questi? Nel caso in cui la vostra community abbia raggiunto soprattutto un livello numerico molto elevato, per cui è molto facile nel momento in cui scrivete una stupidaggine o pubblicate una stupidaggine ci sia subito quello che prende e che vi prende di portare, come è accaduto nel caso di Renzi nel tweet che lui ha citato prima, ma può accadere anche a livelli molto più bassi. Allora, dal punto di vista della gestione della comunità politica online, in questo caso, prima di tutto dobbiamo fare una premessa metodologica, cioè che se non c'è la volontà da parte del politico di gestire una comunità, non c'è cliente, non c'è comunicatore che tenga. Faccio per dire, se io come comunicatore, come faccio sistematicamente, ritengo e dico, porto anche dati per argomentare che la gestione della relazione, appunto, dopo la produzione di un commento, di un post o di un quiz, porta soprattutto nel medio e lungo termine benefici, perché restituisce una comunità che sa quali sono le regole, che sa che se tu scrivi una cosa c'è una risposta, che sa che tutta l'attività ha un valore per il politico,
Io ho questo argomento, un argomento di cui sono fermamente convinto, è un argomento che tutte le volte in cui mi trovo a fare una campagna elettorale o a lavorare con un politico porto come argomento. Ma se alla parte sua c'è un no, io posso inventarmi tutte le strategie di questo mondo, quella comunità non sarà gestita. Quindi volevo fare una premessa per dire, non è il comunicatore che impone al politico la gestione della community, ma è il politico a scegliere se la comunità deve essere gestita o meno. Ce ne sono ancora molti che La stragrande maggioranza tuttora. Sono pochissimi politici che hanno una relazione virtuosa con la loro community. Ecco perché dicevo prima, bisogna puntare sullo spavento, è l'unico modo che i giornalisti da questo punto di vista possono essere persino alleati dei comunicatori politici, e nella misura in cui riescono a spiegare loro, con la loro autorevolezza, ai politici che certe cose non funzionano. Tornando invece agli aspetti più tecnici, l'errore principale da non fare è esattamente quello che è stato fatto nel caso del selfie di cui abbiamo parlato prima, cioè cancellare pensando che quella cancellazione faccia sparire le tracce dalla memoria. Esiste una teoria di marketing oramai conclamata che si chiama effetto Streisand, dal nome appunto di Barbara Streisand, l'attrice e cantante americana. Questa teoria spiega, a partire da un caso reale, un episodio, diciamo una regola quasi della rete. L'episodio fu qualche anno fa sul sito di Gossip in America, fu pubblicata una foto dall'alto di una villa di Barbara Streisand in Florida. Lei chiese la rimozione di questa immagine perché è considerata, diciamo, lesiva della sua privacy. Il sito, diciamo, cancellò quell'immagine. Dopo pochi istanti moltissimi altri utenti pubblicarono quella stessa immagine su un'infinità di altri siti, blog e testate. Qual è la teoria che se ne ricava, partendo anche da altri 1000 esempi simili? La teoria che se ne ricava è che se in una comunità c'è la percezione che sia avvenuta una cancellazione, una censura o una discriminazione rispetto a un contenuto prodotto, quella comunità reagirà a questo tipo di censura moltiplicando viralmente quel contenuto. Si stima che un effetto Streisand genera un'accelerazione virale di quel contenuto rimosso in circa 7-8 volte. Quindi la regola principale è non pensare che cancellare un contenuto da internet sia la cancellazione definitiva di quel contenuto. Questa è la primissima regola. La seconda regola è non fare figli e figliastri, cioè se esiste una comunità non si risponde solo alle persone famose di quella comunità o alle persone autorevoli, ma si sceglie una via democratica per rispondere, perché altrimenti stiamo ripetendo come sempre la logica per cui appunto ci sono persone che meritano cittadini di serie A e cittadini di serie B. La terza cosa è di non essere scostanti nella gestione della comunità. Un politico che risponde a tutti i commenti in campagna elettorale 30 sindaco e smette di rispondere ai commenti ha il beneficio nel pre tanto rapido quanto sarà poi il maleficio nel post, anzi probabilmente l'effetto di ribalzo sarà molto peggiore perché ha abituato su certi standard la sua comunità, poi subito dopo fa capire che quell'abitudine è un'abitudine strumentale, quindi tutto il vale beneficio che ha avuto in termini di consenso va a precipitare dopo. Si potrebbero aprire parentesi ma dire che questi sono i tre punti più centrali. Assolutamente d'accordo con Dino. Per esperienza personale aggiungo una cosa, e secondo me è molto importante lo stile con cui ci si pone rispetto alla propria community. Io ho dei lettori che mi seguono da quando ho cominciato a scrivere sul blog 5-6 anni fa e vengono a commentare, diciamo, periodicamente, e ho cominciato a conoscerli, altri sono nuovi, ma l'importante è cercare di porsi senza porsi come chi ha la verità assoluta e che sta, diciamo, diffondendo il verbo a una massa di ignoranti fondamentalmente. Probabilmente buona parte delle volte che voi sapete più dei vostri lettori, sicuramente. Molto spesso accade il contrario, io ho imparato moltissimo, certe volte addirittura prima di scrivere un pezzo faccio una provocazione su Facebook e da lì raccolgo un sacco di argomenti che poi mi servono per scrivere il pezzo, per capirci. Per cui una volta che uno riesce a fare una selezione ponendosi in maniera dialogante, diciamo, ponendosi in maniera razionale, che non vuol dire non essere spietati, non vuol dire non bannare utenti nocivi, vuol dire essere accomodanti io invece no, cioè se qualcuno arriva e distrugge questo clima comunicativo lo sbatto fuori dalla porta, è comunque casa mia, semplicemente. E se qualcuno è assolutamente inutile alla conversazione glielo si fa notare, è completamente inutile. Non vuol dire edulcorare le cose, vuol dire semplicemente prendere il buono che ne viene e quando si cerca qualcosa di buono, di solito si cerca di costruirlo assieme, qualcosa viene davvero e la cosa è veramente affascinante, cioè sono delle forme di intelligenza collettiva vera e propria che si possono sviluppare, che funzionano in un ecosistema in cui poi alla fine quando si vanno a mettere le cose insieme sembra prevalere la demenza collettiva, diciamo, però fermarsi a quel livello superficiale della demenza di massa, diciamo, di quello che viene spesso notato da
dagli intellettuali che non capiscono niente di internet, che non abitano internet e che però parlano di internet, no? Di solito. Ecco, quando vengono fatte queste cose dà molto fastidio, perché non solo perdono loro i privilegi che potrebbero avere di interazione con i lettori, li fanno perdere da tutti quelli che li ascoltano. Intellettuali delle televisioni. Sì, intellettuali di una certa età, ma anche i miei colleghi che sono giovani come me o meno giovani di me, io li chiamo i più vecchi dei vecchi fondamentalmente, sono le persone più nocive per il nostro mestiere secondo me. Sono le persone che abitano un mondo completamente nuovo, ma che pur di fare carriera cercano di abitare disgraziatamente il vecchio. Mi piace usare questa immagine, mi piace stare sulla punta del Titanic, diciamo, se sono contenti loro di arrivare prima degli altri e non rendendosi conto che sempre di Titanic si tratta, questo è un affare loro. Non so se sono in tema, però sicuramente sì. Affrontare questa cosa. Secondo voi quanto il perpetuarsi di determinati programmi televisivi, talk show e quant'altro, in cui si assiste ad un vero e proprio teatrino, in cui sono protagonisti sempre dei soliti giornalisti e quasi sempre protagonisti i soliti politici, e in cui nella stragrande maggioranza dei casi la gente non riesce a capire quali sono le ragioni, diciamo, dell'uno piuttosto che dell'altro, non riesce a avere un quadro, sono dei problemi che vengono affrontati, ma tutto si riduce sostanzialmente ad un idee. Ecco, quanto questo tipo di rappresentazione, diciamo, della politica incide poi anche negativamente sull'immagine che la gran parte poi della popolazione dei cittadini hanno dei politici e dei giornalisti. Allora, parto dalla fine dicendo, anzi parto prima, dico anch'io una cosa che apparentemente è fuori dalla sua domanda ma che non l'aveva fatto. Da consulente politico io sconsiglio ormai sempre più spesso al politico di andare a un talk show, perché non gli serve, perché soprattutto le trasmissioni chiamate pollaio, quelle in cui ci sono 4-5 ospiti, non servono né ai politici né ai giornalisti che ci vanno, perché appunto si crea quel clima di uno di confusione generale e due di volevo se bene, cioè ormai comincia a emergere questa roba che è una specie di versione del 2015 dei 1500 lettori, cioè dei 100 protagonisti sono stati calcolati circa, i 100 circa tra giornalisti e politici che fanno il giro di tutti i talk in Italia, sono sempre loro, quindi c'è una sorta di riproduzione di quello schema di Enzo Porcella. Sembrava incredibile parlare solo a 1500, pare che il cerchio si stia ulteriormente riducendo, quindi secondo me non servono, perpetuano lo schema, ovviamente non tutti i talk, io penso che alcuni talk con il format a moderatore, conduttore e due opinioni molto divergenti che si contrappongono sia assolutamente positivo, mentre il talk generalista in cui tutti parlano di tutto, in cui non c'è gerarchia tra il premio Nobel e la soubrette, non serve assolutamente a nulla. Ma dico di più, cioè dico che non solo sono inutili, cominciano a diventare nocivi, per cui dal mio punto di vista di consulente politico, diciamo quest'anno ho già dato il primo avviso di sfratto con i dati di ascolto, l'unico programma che ha avuto più audience l'anno scorso è 8,5 della Cooper, non a caso il format in cui c'è la moderatrice e due persone che si parlano con opinioni chiaramente divergenti o comunque nette, insomma è un'indicazione di lavoro abbastanza inequivocabile. La mia parete c'è scritto mi lasci finire e io non l'ho interrotta, appunto per questo, cioè la mia citazione è proprio quel genere di forma. Sì, il problema è, non so, io temo che dove ci siano dei codi, dove si spaccia demenza a milioni di persone, temo che purtroppo qualcosa influisca lo stesso e devo essere sincero, il punto più basso che io ho visto, guardo poca televisione ma qualche talk show cerco di guardarlo, il punto più basso degli ultimi anni secondo me si è toccato sulla questione migranti. E la cosa che mi ha preoccupato è stata vedere la corrispondenza di come il problema veniva inquadrato dal punto di vista proprio ideologico, cioè i barconi, no? Gli sbarchi, queste emergenze inesistenti, prendendo i dati diciamo vengono dimensionati o vengono comunque trattati in un altro modo, no? E tutte la terminologia, tutta la mitologia che c'era intorno a questo tema lo vedevo esattamente nei miei amici su Facebook, lo vedevo esattamente nei miei amici in carne ed ossa e lo vedevo esattamente riflesso nei talk show. Ora io non so dove sia cominciato il circolo confioso, se il talk show hanno istruito il resto o se il resto ha istruito il talk show,
se ci sono dei meccanismi di feedback nocivi per cui lo schifo si continua a ingigantire, tutti quanti ci allontaniamo sempre di più dalla realtà, come diceva Salmo prima, no? Nella presentazione. Però questo allontanamento dalla realtà c'è, e io non posso credere che luoghi dove appunto si spaccia demenza pura e semplice, e dove si spaccia maleducazione, dove si spaccia diseducazione a argomentare, dove si insegna al prossimo a andare sopra all'altro, no? Dove non c'è ascolto, dove non c'è nessun frutto nel dibattito, dove nessuno mai cambia idea, per dire, no? Possibile che nessuno sia mai convinto da un argomento di un avversario. È una cosa che io, stando all'università tanti anni, ogni tanto ho dovuto dire: sì, hai ragione tu. Mai sentito dire in un talk show, no? Cioè tutta questa completa diseducazione, anche alla fine, una diseducazione alla logica elementare e alla teoria dell'argomentazione. Secondo me non può non avere effetto. Soprattutto perché i meccanismi del genere si replicano anche in rete, ma in rete una persona che non sa argomentare, molto probabilmente, quasi sempre, gli viene rifacciato: tu non sai argomentare, l'argomento sarebbe questo. In televisione gli argomenti non esistono, semplicemente, la logica elementare non esiste, non va neanche più in una contraddizione. Siamo in un mondo di logica a fasi, dove le cose appaiono a ombre così, no? In maniera così, appaiono, sono gatti di Schrödinger, non sono opinioni. Cioè sono sì e non sì, sono lì e non lì, non si capisce niente, no? E questa è una disgrazia, sono una disgrazia secondo me, veramente, una disgrazia vera. Altre domande? Volevo tornare un attimo alla questione blog e blogger. Abbiamo parlato di Facebook e di Twitter, però tu che sei comunque, nasci come blogger, avete qualche dato di riferimento su quella che è la posizione stessa proprio degli utenti nei confronti del blog e del blogger, appunto quello che scrive, rispetto al giornale, al giornalismo? Se c'è una percezione diversa? Sì, c'è una percezione diversa, perché se è più apprezzata o meno apprezzata rispetto al giornale, rispetto all'informazione che viene mediata dai giornalisti. Come lo è magari su Facebook? Guarda, dati non ne ho, per dire la verità. Ti posso dire che quando ho cominciato c'era un grosso, 6 anni fa, c'era un grosso scontro tra i giornalisti e i cosiddetti gruppi blogger, che erano definiti all'epoca, no? E c'era un grosso scontro, si percepiva nell'aria, ed entrambe le parti erano convinte di essere giuste, nel senso entrambe le parti pensavano di essere più affidabili dell'altra. In realtà io credo che sia una distinzione che non ha alcun significato, nel senso che io facevo le stesse cose che faccio ora su Repubblica, le facevo sul mio blog, nello stesso modo, tra l'altro, con lo stesso stile, la stessa attenzione, e penso che molte altre persone abbiano dei blog che valgono quanto degli editoriali di prima pagina dei giornali, e ci sono altrettante prime pagine dei giornali che valgono meno dei wiki blog, tra l'altro, no? Naturalmente. Non so però rispondere dal punto di vista quantitativo se esista uno studio che faccia vedere. Lo sai? Io, dati tanti anni fa, erano praticamente alla pari l'autorevolezza dei giornalisti di carta e del blogger, non c'erano scatti in avanti. Sarei curioso di vedere quel dato adesso, però parlo di più di 4-5 anni fa, cioè poi anche la categoria del blog, la categoria imperfetta, perché cioè anche io vengo definisco blog, eppure hanno aggiornato molto meno il blog in questi mesi, anni per le campagne elettorali, però molto spesso ti capita di partecipare a eventi o a un blog di informazioni che continuano a chiamare blogger, infatti il blogger vuol dire tutto, non vuol dire molto. Però è un tema legittimo, cioè se capite se chi cura le relazioni online, cioè chi ha l'atteggiamento da blogger, nel senso che ci siamo detti, ha poi in termini di autorevolezza un'autorevolezza maggiore o minore rispetto magari al giornalista che non cura il post pubblicazione. E anche la questione che poi all'inizio del brand del singolo giornalista, poi sì, solo una curiosità, perché spesso mi chiedono quando ci troviamo, no? Ma tu che scrivi sul giornale, secondo te quanto dura ancora la carta rispetto all'online, eccetera? Ecco, sì, mi trovo sempre in difficoltà a rispondere perché magari io sono non so, bene male scrivere un po', ma secondo voi, che sapete sicuramente più di me, come rispondete? Morirà in cartaceo, sopravviverà online, cioè non so, voi come l'avete visto? Se volete avere una romantica alternativa, Dio esiste o no? Ovviamente la domanda più difficile in assoluto che si possa fare in questo momento. A voi che ne intendete, pensate? Possiamo provare a fare dei tarocchi, delle congetture.
Sicuramente in Italia il giornale di carta è uno strumento che ha senso fino a quando c'è una categoria di persone pre-digitali, vengono definite nelle ricerche, cioè lettori di giornali che guardano TV e radio e che non sono abituati a cercare informazioni da altre fonti. O fino a quando quelle persone sono numericamente tante, i giornali avranno un pubblico. Il punto è che ovviamente, diciamo, dal punto di vista del sociodemografico questo numero tende a ridursi, perché tendono ad entrare nuovi attori e quindi quella nicchia tende a ridursi. Quindi il sistema così com'è non può sopravvivere all'infinito. C'era una teoria per cui i giornali d'opinione avrebbero potuto sopravvivere meglio rispetto ai giornali generalisti. I dati Audibres recenti di un paio di mesi fa smentiscono clamorosamente questa teoria, perché i giornali che hanno perso maggiori copie dal 2014 al 2015 sono Libero e Foto Quotidiano, oltre anche al Tempo, che sono in teoria giornali pseudo di opinione o comunque non generalisti. Quali sono quelli che sono Libero, il Fatto e il Tempo, i giornali nazionali che hanno perso le copie. Per cui anche questa teoria tende un pochino a venire meno. Sono i giornali che hanno perso più copie dal 2014 al 2015, percentualmente, in termini percentuali. Per cui anche questa storia non regge moltissimo. Probabilmente anche la distinzione carta online a un certo punto perderà il suo senso, magari su questo poi approfondirà maggiormente. Ripeto, per me è una questione più demografica che di contenuti, cioè vedendo i dati si vede che appunto i giornali sono uno strumento che supera il 50% di penetrazione tra gli over 65 e poi va a calare fino allo zero. Quindi ripeto, secondo me è un fatto legato a quello, cioè quanti pre-digitali esistono e quindi per quanti il giornale è una fonte insostituibile. Di non anticipato esattamente, la mia risposta sarebbe una domanda, cioè quanto sopravviverà il giornalismo in generale, carta o non carta, perché il problema è che anche, per esempio, faccio il mio esempio, che dovrei essere l'esempio di uno che ce l'ha fatta, tra virgolette, io arrivo a malapena a fine mese. Quindi io non oso immaginare la schiera dei dannati che sta sotto di me, che scrive su riviste molto meno prestigiose, che scrive molto meno, non oso neanche immaginare come cambino. E questa è una cosa che riguarda malissimo, cioè non cambiano fondamentalmente, quindi stiamo trasformando questo mestiere in un mestiere per gente che non ha bisogno di lavorare probabilmente. E questo è un grosso problema, questo è un problema di modello di business, non di strumenti, di tecnologia, cioè non è un problema di carta online, la carta online ha perfettamente senso se c'è un motivo per cui la cosa che esce su carta e quello che esce online esce online. Se le cose escono su carta perché in passato uscivano su carta e domani usciranno online perché domani devono uscire online, e non si cambia il modello di business, non si capisce che cosa vogliono i lettori, non si fa bene il proprio mestiere, non ha più nessun senso questo lavoro, soprattutto se non si dà dignità a chi lavora, cioè se non stanno pause, se non si dà tregua, se bisogna essere sempre lì, se bisogna sempre dire sì perché tanto se dici no ce ne sono altri 100.000 che non siano di cosa, cioè è una questione che dobbiamo decidere tutti insieme cosa vogliamo fare questo mestiere, quindi non si può aspettare che arrivi un editore e dica io ho trovato l'uomo di Colombo, aspetta sono 3 miliardari di nuovo. Non succederà. E quello che succederà è che dobbiamo tirarci su noi, soprattutto noi giovani, e cominciare a dire dei no a chi ci chiede vedine, no a chi ci chiede marchette, no a chi ci chiede pezzi a 5 euro, no, basta. Allora forse le cose cominceranno a cambiare, probabilmente cominceranno a cambiare, ammesso che si trovi comunque un equilibrio diverso, perché oggi come oggi i giornali che stanno in piedi economicamente, lo sappiamo, è difficile sia per chi è avanzato anche nelle tecnologie digitali e sia per chi non lo è. Per cui penso che sicuramente non c'è un problema della professione. Parlano i bilanci. Sì, parlano i bilanci, sì. Altri? Ci sono altre domande? Io volevo chiedere una cosa, a Paolo. Allora, sono stata colpita dall'immagine di quella faccia un po'. Allora mi domandavo, giornalista in teoria cerca la notizia, quella sicuramente è una notizia, perché nessuno ha fatto una bella copertina con quell'immagine? Cosa sarebbe successo? Noi diamo appunto, come dire, reverenza, timore, cioè anche lì. Vabbè, ma quindi anche quella frame avrebbe avuto un certo impatto. Ma perché, guarda, veramente, devo dirti la verità, io penso che in un paese normale quella cosa lì probabilmente non sarebbe una notizia, nel senso che comunque è niente, cioè non ha contenuto, non ha nulla. L'unico contenuto che ha serve a decostruire un'ideologia, cioè serve a decostruire il mito del comunicatore perfetto. Basta portare quella cosa lì come controesempio, lui non è un comunicatore perfetto. Punto. Dopodiché, se questa cosa interessa per i lettori, non lo so.
Il punto è che comunque le cose che sono uscite delle fotogallery, mi ricordo all'epoca, in cui si diceva il selfie cancellato di Renzi, cioè non è che è passato di nascosto e quindi c'è stata una censura, è peggio di così. Perché quando una cosa non c'è, dovrebbe esserci, di solito si vede, no? Si vede magari in modo operativo. Quando una cosa c'è, ma non c'è nel modo in cui dovrebbe esserci, cioè invece di esserci un'analisi del significato di quella cosa, c'è il dato, buttato là, decontestualizzato, senza grosse spiegazioni, quello è peggio secondo me. Quindi quello che io avrei voluto, per esempio, da una stampa che per mesi ha passato, come diceva prima Dino con l'esempio di Enrico Battista, no? Cioè, sì è vero, lo scusa va bene, no? Però cioè, sbagliare in maniera pervicace, costante, magari tante volte anche auspicandosi che le cose vadano in un certo modo, e poi non correggersi quando la realtà ti impone di distruggere la propaganda, cioè arriva quel selfie lì che non sa dove uscire, che non c'entra niente con la sua immagine, ecco, su quella roba lì bisogna essere più chiaro, ma non perché è una notizia in sé, ma più che altro perché serve a mostrare l'inconsistenza di tutto il costruito narrativo. Questa è la mia idea. Una curiosità soltanto per Dino, prima qui ha parlato di parlare di gente che dice che lui lo fa regolarmente con il suo lo fa quando tu lo fai con i politici oppure secondo te il politico deve avere un altro atteggiamento nei confronti anche di coloro che si comportano in maniera maleducata nei suoi spazi? Allora, prima di tutto la differenza tra la bacheca di Fabio e la bacheca di un politico, che Fabio è la sua bacheca, un politico diciamo in quanto politico è una funzione pubblica, quindi secondo me, o anche quando si è un candidato, e quindi c'è una prima sfumatura che tanto sfumatura non è. Allora, su questa domanda noi diciamo, come Proforma, come consulenti, dividiamo la risposta in due piani possibili. La nostra impostazione diciamo, raccomandata, che è quella che abbiamo usato sempre quando ci è stato dato la possibilità di farlo, è quella di non bannare nulla e nessuno. Per quale motivo? Perché riteniamo che in alcune circostanze la comunità, per quello che è, rappresenta anche a sua volta un valore informativo utile per la persona che deve decidere di fare sua opinione su quella persona. Questo vale soprattutto in momenti non di comunicazione istituzionale ma di comunicazione politica, o anzi meglio ancora di comunicazione elettorale. Cioè, faccio un esempio, noi l'anno scorso abbiamo lavorato con il Proforma alla campagna elettorale delle europee settiembre, voi potete immaginare insomma, vagamente cosa ci può stare in una bacheca della Chiesa. E abbiamo fatto una scelta deliberata, cioè quello di non cancellare nulla, perché riteniamo ancora che un utente che passa di lì e si legge i commenti e legge commenti razzisti, sessisti, di tutti i tipi, può decidere che lui vuole stare dall'altra parte, lui vuole stare dalla parte della Chiesa, vuole decidere di sostenerla o di prendere lui le difese in quel contesto. Ma questo è diciamo, più facile in momenti di tipo elettorale, in momenti di tipo istituzionale è più complicato perché sei un'istituzione e a quel punto subentra un altro tipo di ragionamento che per adesso che ripeto io anche a un sindaco in carica suggerirei di non cancellare nulla, però capisco maggiormente le preoccupazioni di chi ha un ruolo istituzionale. A quel punto qualsiasi sia la strategia di ban, di cancellazione, di contenuti, l'obiettivo principale, come dicevo prima, è evitare l'effetto stresa, cioè evitare che un utente si senta vittima di una discriminazione su di lui e basta. Il modo migliore per evitare che questo accada è scrivere delle politiche di gestione dei commenti, quindi rispondiamo ai commenti da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 7, i commenti che terremo sono quelli che sono in topic, quindi sono coerenti con il post, non cancelleremo tutti gli altri. Cioè ci deve essere un sistema di regole così chiaro, codificato e senza deroghe che nessun utente, a quel punto nessun utente può sentirsi vittima di una discriminazione e così nel lungo periodo la strategia funziona. Io penso che appunto dal punto di vista filosofico io non cancellerei nessuno, capisco le perplessità di chi dice che invece bisogna regolare il traffico e questo è ancora più vero perché appunto ha un ruolo istituzionale. Grazie, se non ci sono altre domande ringraziamo